prima da In Outlet, spazio aziendale elettrodomestici grandi marchi. In Outlet Friuli, a Pradamano dietro al Bennett, a Roveredo in Piano dietro a Bartolini. La più bella moda uomo, il total look unico in perfetto stile italiano. Paolo Miotto, stile italiano, via 25 aprile 1, in centro, ad Azzano Decimo. Buona domenica, l'altra domenica, lo sport Triveneto in poltrona. Sì, buona domenica, buon pomeriggio. Non so perché fai queste frasi a metà, le lasci in sospensione. Cosa ho sospeso niente. E mi guardi. Vabbè. Perché aspetto, tu sei il capo, no? Sì. E il boss dell'altra domenica, GP, Giovanni Paccoli. Grazie a tutti, buon pomeriggio, buona domenica, grazie che ci seguite in tanti. Speriamo. Sì, beh, di solito. Allora, cominciamo a presentare anche gli altri che ci accompagnano in questo pomeriggio, ovvero Pamela Monesso, benvenuta, buon pomeriggio, bentornata, ciao. E poi Guardalo lì il pascià, è un pascià oggi pomeriggio. Marrakesh. Buon pomeriggio Marco Stantini. Buon pomeriggio. Abbiamo sentito la tua mancanza settimana scorsa, poi ci hai chiamati poco anche, no? Sì. Ti sei fatto poco sentire. C'erano problemi con la linea, allora. Ho capito. Meno male. Il chiosco era molto attivo. Ecco, cominciamo. Ma c'eri anche tu al chiosco? Sì, adesso ti ricordo. Venuto a provare? E allora io direi di cominciare con la presentazione dei nostri ospiti di questo pomeriggio. 2 sono in arrivo, ecco perché Omar è nella posizione di comando. Del Pascià, ma lo leveremo da lì. Tribuna centrale, anzi tribuna Non VIP sperarci, oggi. Omar. E allora Saretta, vediamo con chi faremo queste belle 3 ore questo pomeriggio. Sì, iniziamo con Luigi Bigot, bentornato, benvenuto. Vi Buon ringrazio. pomeriggio, ex giocatore di calcio e dirigente sportivo. Li abbiamo già visto svariate domeniche. Esatto. Poi vado vicino ad Omar, Sì. vi presento Elena Mauro, Buon pomeriggio a tutti, ciao. modella, e poi naturalmente Leonora Mazzari. Lei- Come si fa? Ormai non serve neanche Per la presentarla. cronaca sono le mie 2 badanti. Ecco, benissimo. Praticamente un complemento d'arredo dello studio. Benissimo, ricordiamo. Sai che c'hai i fan della San Vitese? Sì. Oggi c'è, l'abbiamo portata qui. Esatto. Quindi Apposta, mi hanno fatto anche pagare. Ecco, ricordiamo Udinese Academy, oltre che modella. Certo. Ho alcune domande particolari durante il corso della Per lei, trasmissione per da fare. Eleonora? Per Eleonora sì, Sei ho pronta? studiato da tutta la Oh mio settimana. Dio. Sì. Esatto. E poi volevo presentare la Curvarelli. La Curvarelli, bellissimo Curvarelli. quest'oggi. Allora, cominciamo da Monica Tratter, copilota di rally, e naturalmente il suo pilota Fabrizio Martinis, pilota di rally per la scuderia North Est Ideas. Benvenuti con il loro addetto stampa, Piercarlo Donda. Buon pomeriggio Benvenuto, a buon tutti. pomeriggio. Come si fa, Fabrizio? Come si fa a guidare con un copilota così carino? Perché la domanda Senza viene distrarsi, dici. Esatto, viene spontanea, no? Io guardo la strada. Ma quando vi date indicazioni, Monica, tu devi urlare o avete un sistema interfono nel casco? No, per fortuna sì, c'è il sistema interfono, altrimenti Pensa che sì, così la mia voce squillante risulterebbe proprio antipatica. Ho capito. Abbiamo molto piacere di ospitare appunto questo pomeriggio gli amici del rally perché Sì, uno sport di cui non avevamo ancora parlato. esatto, in queste ma nostre è domeniche. un avvenimento molto importante per la scuderia degli amici qui presenti, ne parleremo durante il corso del pomeriggio perché abbiamo, ripeto, 3 ore. Salutiamo in regia! Chi c'è in regia quest'oggi? Buon pomeriggio, vi regia! sembra Gemma? Ciao a tutti, buon pomeriggio da me e da Enrico. Benissimo. Ciao Gemma, ciao Enrico. Salutiamo E c'è Vittorio. anche- Sì. Salutiamo Il Vittorio giustamente alle Esatto. telecamere, ha detto Moncic, e abbiamo già il primo collegamento GP. Benissimo, con chi siamo collegati? Allora, siamo collegati con Cleo Fabrao per un commento alla Serie D, però io posso fare un paio di domande a Cleofa. Sì, assolutamente. Intanto buon pomeriggio a Cleofa. Adesso parli un po' con la Gemma. Buon pomeriggio a tutti, buona giornata di calcio. Allora, io e Cleofa abbiamo già parlato, diciamo, mentre aspettavamo il nostro turno, diciamo. Però, insomma, Cleofa, volevo sapere, A, che scarpe hai preso alla fine, e B, una domanda tecnica, se tengono l'acqua oppure no, cioè... Allora, alla prima domanda ti rispondo che le scarpe le sto usando perché purtroppo qua piove tutte le domeniche e quindi sono importanti, scarpe rialzate cosiddette. Reggono? Reggono? Ma reggono alla grande, costo poco, qualità importante. Benissimo. Allora, siccome c'è in studio Eleonora Mazzari, io devo fare un saluto speciale da parte di un nostro assiduo ascoltatore, anzi telespettatore, che si chiama Daniel, che ci segue tutte le domeniche, che è un tifosissimo di Eleonora. Benissimo.
Ecco. Ciao Dani, grazie. E adesso lascio la linea a Cleofa. Allora Cleofa, dopo queste risposte assolutamente tecniche, soprattutto sul tipo di scarpe che hai comprato, ricordiamo il collegamento 2 domeniche fa con Cleofa da un noto negozio di scarpe di Rovereto in Piano in provincia di Pordenone. Allora entriamo subito a commentare questa polemica che è nata più o meno la settimana scorsa, Cleofa, tra le due capoliste, no? Ovvero il Marano che gioca sempre in anticipo, chiede sempre l'anticipo e le squadre che lo vanno ad affrontare glielo danno volentieri, mentre il Pordenone a questo punto, come succede quest'oggi, gioca ad handicap, no? Ovvero sia, il Marano ieri ha battuto il Trissino Valdagno 2-0, quindi in questo momento in classifica, al momento prima che cominci a giocare il Pordenone, si è distaccato di 5 punti, quindi il Pordenone se non vince diciamo, parte con questa apprensione, vero? Sì, allora sappiamo che la pressione sui giocatori del Pordenone non alquanto sui giocatori che hanno fatto livelli calcistici importanti, però sui giovani, sui ragazzi che incominciano a sentire la pressione importante di un campionato importante per la svolta proprio del Pordenone, giocare sempre di domenica non è che sia così positivo, perché a livello psicologico, a livello anche proprio di pressione, comporta tante difficoltà. Quello che dice Lovisa io l'ho anche condiviso, perché però sappiamo che le regole della federazione sono altre, cioè nelle ultime 3 giornate il campionato va via tutto contemporaneamente, invece in questo momento ogni società può fare quello che vuole. Quindi brava anche, bisogna dire, il Marano, perché spinge sulla pressione, quindi fa giocare tutte le squadre, tutte le partite sue, cioè con le squadre avversarie di sabato, bravi, mette questa pressione, il Pordenone potrebbe fare solo cosa? Giocare di sabato. Esatto. Però per una questione organizzativa, probabilmente il Pordenone, per una mentalità calcistica della città, è preferibile far giocare la domenica. È ovvio, sicuramente che la pressione c'è. Chi dice che non è, vuol dire che non ha fatto mai calcio. Beh, è normale, penso, comunque, a parte il calcio e tutte le attività, se tu sai già che il tuo competitor, vero, il giorno prima ha messo a segno un bel risultato, è chiaro che tu parti con quella, qua si deve solo vincere, come succede quest'oggi per il Pordenone a Padova, con una squadra abbastanza difficile poi, Cleofa, perché il San Paolo non è proprio così, no? Così, diciamo, no, una squadra... allora, guarda, anche qua è nata la polemica sempre del Pordenone, sì, che la storia del San Paolo col Marano, che ha giocato con 7 fuori quota in abbondanza, questo e quant'altro. Io dico una cosa, che il campionato purtroppo si vincono sul campo, dopo tutte le chiacchiere si può parlare tutto l'anno. È ovvio, oggi giocano anche su un campo, io che ho giocato con varie squadre, un campo pesante da rugby, quindi tecnicamente non so come imposterà la gara, anche perché il campo vediamo in che condizioni sarà. Certo. Io mi ricordo l'altro anno con la San Vitese era una palude, quindi tutte cose che mettono sempre in difficoltà la squadra che insegue, perché chi insegue si sa benissimo che è sempre in difficoltà di ossigeno, invece chi è davanti respira meglio, ovvio. Benissimo, Cleofa, allora in questa giornata, come noi diciamo sempre durante il pomeriggio, il campionato di Serie D in realtà consta di 3 campionati diversi, vero? Cioè le prime 2 oramai vanno via per i cavoli loro, poi ci sono quelle che cercano di arrivare ai play-off e poi sono quelle messe, diciamo, non benissimo, che devono lottare per i play-out. Ecco, i play-out dove sono oggi a San Vito per San Vitese e Belluno, è un altro bel test per la San Vitese, anche se sappiamo che il Belluno è la terza squadra del campionato, quindi di una parte di campionato, perché ci sono 2 campionati diversi purtroppo. Sì. Ecco, anche se io ne sarò convinto, lo ripeto oggi che siamo a febbraio, queste 2 squadre, o perché saranno ripescate in qualche modo, saliranno tutte e 2. A parte questo, oggi guardiamo la partita di oggi. Da San Vitese ha perso, io ho detto già in trasmissione, la prova di maturità. A Fersin ha perso la prova di maturità, può riprendersi oggi, peccato perché come è stata allestita è una squadra che può dare e può fare di più sicuramente. Il Belluno sappiamo è sempre stata una buona squadra, una squadra che ha sempre fatto buoni campionati, adesso si trova terza, anche se secondo me la Sassilese forse ha qualcosina in più, però in questo momento è la terza del campionato. Se volete vi leggo le formazioni. Sì, prego. Ecco, la San Vitese oggi fa debuttare Desordo, era un ragazzo che era della Sacilese, perché il personaggio Peresson, diciamo personaggio perché per le qualità che ha, oggi non c'è, è squalificato.
De Zordo, Soggia, Zuliani, Sittero, Giacomini, Zorzetto, Pecile, De Cecco, Della Bianca, Giglio e Fuscello. Dall'altra parte il Belluno, Solagna, Paganin, Mosca, Masoc, Sommalcal, Merli, Cosaiè, Bertagno, Corbanese, Dinca, Duravia. Ecco, queste sono le formazioni al signor Capezzi di Valdarno. Benissimo. Ecco, in che condizioni è il campo, Cleofa, se riesci a vederlo dalla tribuna? Il campo, allora, quando piove, essendo allentato, probabilmente la palla viaggia meglio. Sì. Perché probabilmente se il campo non è allentato, con la erba secca diventa un pochettino un po' più non bello a giocare. È discreto, le due squadre sono in campo, in questo momento non piove. Benissimo. Ed è già una fortuna. Allora Cleofa, ti ringrazio di questo tuo commento sempre molto utile a noi che di calcio capiamo poco, uguale a niente come me, e noi ci sentiamo naturalmente durante il corso della partita per tutti i tuoi commenti su questo scontro molto importante quest'oggi per la Sanvitese, appunto Sanvitese Belluno. Grazie a Cleofa. Grazie a voi tutti, ci sentiamo. Grazie mille, nel frattempo ci ha raggiunto una grande sportiva, poi dobbiamo fare delle domande importantissime. Esatto. Anastasia Mazzolin, ciclista amatoriale, benvenuta. Ecco, all'altra domenica. Ecco, uno sport così duro, una bella ragazza che si mette a fare ciclismo. C'è una bella ragazza che invece sta seduta in macchina, che è Monica, che fa la copilota, lei invece pilota la bicicletta. Quanta fatica si fa? Tanta. Ecco, vabbè. Ma ne parliamo dopo. Gemma, prego. Sì, c'è il nostro Emilio Ripari. Emilio Ripari! Allora, lui è in trasferta vicinissimo, perché presentiamo anche la partita. Fincantieri Monfalcone Triestina. La prima domanda assolutamente tecnica. Hai già fatto un saltino al chiosco del Monfalcone? No, assolutamente no, GP. Trasferta talmente breve che eravamo tentati di farla a piedi oggi. Poi vabbè, alla fine abbiamo preso sulla macchina, siamo venuti in macchina mezz'oretta, che visto gli standard di quest'anno per la categoria, veramente tanta roba, ci sembra quasi di sognare. Il chiosco non l'abbiamo ancora frequentato, anche perché c'è un bel casino, se mi passate il termine, nel senso che l'impianto ha una ventina di minuti scarsi ormai dal calcio d'inizio, si presenta strapieno quasi in ogni ordine di posto, non la situazione tragicomica e quasi drammatica dell'anno scorso che portò poi al precocissimo rinvio dopo pochissimi minuti della partita, visto che si giocava in un campo che era una gigantesca enorme pozzanghera. Oggi invece il clima, anche se non bellissimo per carità, ha dato fortunatamente tregua, il terreno di gioco si presenta in discrete condizioni, tutt'altra cosa appunto rispetto all'anno scorso. Le squadre stanno ultimando le procedure di riscaldamento all'interno del terreno di gioco, la fazione triestina sta occupando in pratica i 200 posti scarsi della tribunetta di fronte alla nostra. Ci sono anche un buon numero di tifosi, saranno almeno 400-500 che si stanno piazzando anche lateralmente in piedi sul prato rispetto alla tribunetta di fronte a noi, strapiena anche la tribuna coperta, ma insomma questo derby è molto sentito, molto importante anche per la classifica. Ci sono comunque dei tifosi triestini anche qui vicino alla nostra postazione, per cui non ci sentiamo particolarmente soli, anzi tutt'altro. Le formazioni delle squadre: il Monfalcone con Contento tra i pali, poi difesa a 4 con Cudicio, Struziat, Carli e Martincic da destra a sinistra, Princivalli, Nardelli e Lestani dovrebbero essere i tre scudieri davanti alla difesa, con Acampora e Rappa a spalleggiare Lionetti. È la partita degli ex nel Monfalcone. Contento è primo tifoso della Triestina, oltretutto lui che veniva a vedere le partite in stadio quando il Monfalcone non giocava l'anno scorso e le due formazioni si contendevano il primo posto e il salto di categoria. Dopo abbiamo Alen Carli che ha giocato con la maglia labardata in C2 a cavallo dell'inizio del terzo millennio. Poi abbiamo chiaramente Princivalli, partita molto molto sentita ed importante per lui, Lionetti e Miraglia anche in panchina, che hanno scritto buone pagine di storia nelle giovanili nella primavera labardata. La Triestina recupera Del Mestre dalla squalifica oltre a Wagner, quest'ultimo però parte dalla panchina. Del Mestre ritorna quindi ad occupare il posto tra i pali da titolare. In difesa Pratolino, Piscopo, Pimazzoni e Ferrara da destra a sinistra. Stentardo, Zetto e Yusufa, il centrocampo è confermatissimo, quello che ha asfaltato il Montebelluna domenica scorsa a Rocco, così come confermatissimo è il tridente offensivo che vede Busti da una parte, Sessolo dall'altra e Denis Godeas chiaramente riferimento offensivo centrale. Le panchine in velocità: UFM con Petranca, Kustig, De Cecco, Dallan, Miraglia, Fabris, Battaglini, Dimitrio e Bardini.
la Triestina con Franceschin, Fangu, Cadorin, Vianello, De Bona, Bertoni, Wagner, De Petris e Luca Monti a chiudere i 20 a disposizione di mister Rossitto. Dall'altra parte altro ex, per carità, non ce ne vorremmo dimenticare, il mister Giuliano Zoratti. Il pubblico di casa chiede la stessa grinta del mister all'UFM per raggiungere un risultato importantissimo in chiave salvezza. UFM ricordiamo a 21 con la quota salvezza per ora fissata a 25, la Triestina è a 28 e facendo bottino pieno oggi con il draw che arriverà al Rocco domenica prossima potrebbe veramente piazzare il break, innescare la marcia per togliersi, magari speriamo definitivamente, dai bassi fondi della classifica. Se non avete altre domande vi restituisco la linea. Ti ringraziamo Emilio, naturalmente entreremo sulla tua telecronaca come sempre, grazie, naturalmente in bocca al lupo alla Triestina. La Triestina, ma anche in bocca al lupo ai nostri amici della finca Termo Falcone che sentiremo dopo. Allora io direi, prima del prossimo collegamento, a meno che non sia già in linea qualche ospite, non c'è, allora se per cortesia Pamela ci dai la situazione della Serie A. Al momento si sta giocando Catania-Lazio, il Catania clamorosamente sta vincendo 3-1, ma la Serie A sappiamo che comincia giorno per giorno, qualche giorno prima, addirittura questo turno è cominciato venerdì, allora vediamo cosa è successo. Bologna ha vinto 1-0, poi il sabato ha giocato la Fiorentina contro l'Inter, ha perso 1-2, sì. Poi oggi invece già sta giocando da mezzogiorno e mezzo il Catania contro il Lazio e sta vincendo 3-1 e alle 3 inizia Atalanta-Parma, Cagliari-Livorno, Genoa-Udinese, Juventus-Chievo, Sassuolo-Napoli. E alle ore 20:45 invece gioca la Roma contro la Sampdoria e il Verona contro il Torino. Verona-Torino tra l'altro si gioca lunedì. Verona-Torino lunedì. Si gioca lunedì Verona-Torino perché secondo esigenze di calendario delle pay tv, come si dice in questi casi, per cercare di tenere, visto che martedì ci sarà Milan-Atletico Madrid, che sono un'andata degli ottavi di Champions League, andrà in onda appunto nella pay tv, per cercare di tenere un ritmo continuo fino a venerdì prossimo, insomma c'è questo spezzatino allungato. Bene, non c'è anche il festival lunedì? Sì, Sanremo comincia martedì mi sembra. Comunque ringrazio il sito ufficiale. È già cominciato. Ringrazio il gatto che fino a ieri sta cantando Rigoletto e compagnia. Ecco, io Rigoletto a Sanremo però non si sente. No, ma Sprite è così. Sprite. Io volevo ringraziare il sito ufficiale della Lega A, ovvero sia Lega A Team, perché questa mattina hanno messo la partita che ti ho detto che in posticipo lunedì questa sera, cioè stamattina non era ancora aggiornata. Non lavorano la domenica. Gazzetta.it mi dà Verona-Torino lunedì 20. Sì, ma io credo più alla Gazzetta che al sito della Lega Serie A, perché ecco, Data Sport, vabbè. Allora, abbiamo come al solito, bellissimo, abbiamo il gioco. La settimana scorsa non ha vinto nessuno, allora vediamo il nostro gioco 3 su 3, le partite che dovete indovinare questo pomeriggio, come al solito il risultato preciso, eccole qui. Eccole lì, Udinese, San Paolo Padova, Pordenone e poi il Maxi Derby Fincantieri Monfalcone Triestina. Vi ricordo che dovete indovinare i gol finali, quindi non la classica schedina, ma insomma vogliamo sapere il risultato preciso con i gol. Entro le, Giovanni, 16 e 15, facciamo tutto anche il riposo. 16 e 15 il riposo della Serie A e il primo quarto d'ora la prima mezz'ora della Serie D, quindi siccome è molto difficile, diamo un sacco di tempo. Naturalmente potete sempre giocare fino appunto alle 16:15 sulla nostra pagina Facebook l'altra domenica, lo Sport Riveneto in poltrona, oppure al cellulare c'è sia il numero di telefono per gli SMS che per i messaggini WhatsApp. Ecco, la cantinetta è bellissima, vediamo se la possiamo vedere, è un prodotto tipicamente friulano, anche se lo fanno degli svedesi, ma è dentro ci metti i prodotti tipicamente friulani, ci stanno 32 o 38 bottiglie, non lo so, non so se a me basterebbe per una sera. Giovanni, esagerato. Non lo so, guarda, se ci mettiamo d'impegno secondo me vinciamo la coppa prima degli altri. Vero? E naturalmente vogliamo ringraziare il nostro sponsor che è In Outlet Pradamano. In Outlet, virgola. Spaccio aziendale elettrodomestico. Bravissima, siamo solamente alla 24esima puntata, ci stai arrivando, poi andiamo avanti. E soprattutto? Che devo fare? No, cos'è? Cosa devo fare? La famosa parola magica, qual è? Qual è la parola magica? Qual è la parola magica? Lo devo sapere io, sono 25 domeniche che la dici. Aeghe? Ma brava. non c'è più. Non è più però. Questa è la cantinetta Electrolux, va bene? Vi ricordiamo i punti vendita più vicini a voi di In Outlet, ovvero sia a Pradamano, dietro il Bennett, in provincia di Udine. E a Roveredo in Piano, dietro Pordenone, vicino a Bartolini. C'è anche lo spot, eccolo qui.
Passa prima da In Outlet, spazio aziendale elettrodomestici grandi marchi. In Outlet Friuli, a Pradamano dietro al Bennett, a Roveredo in Piano dietro a Bartolini. Eccoci. Quindi giocate. Assolutamente giocate, io ho visto, allora, posso criticare una volta, non faccio mai critiche. Un sacco di gente su Facebook ha messo che l'Udinese perde a Genova. Genova, scusate. Com'è, dai, cavolo. Un po' di friolanità, voglio dire. È grintoso il Genoa. Sì, è una partita molto difficile. Infatti tra poco avremo Edi Pertoldi dallo stadio Luigi Ferraris, infatti collegato con noi, che ci spiegherà cosa succede a Udine. Ma c'è da 2 domeniche un altro grandissimo appuntamento. Il momento che aspettavamo tutti. È il momento che aspettiamo tutti, soprattutto i genitori di Pamela Bonesso. Allora, prima di mandare il sondaggione, fermi in regia. Io so che Pamela sta cercando di capire, visto che è molto giovane, cosa fare nella vita, no? Sì. Sai, a 20, 21, 22 anni, uno, vero Pamela, correggimi se sbaglio, dice cosa faccio, la modella, studio, divento giornalista, oppure faccio la presentatrice, eccetera. Allora, tramite gli amici che abbiamo a casa, vediamo cosa ne pensano, che lavoro potrebbe fare Pamela Bonesso. Quindi, ecco il sondaggione, vediamo il cartello. Un lavoro per Pamela, muratore o agricoltore? Perché la vediamo a destra quest'estate, mentre facciamo il muratore. Agricoltore a sinistra c'è la mela in mano, perché lei è Miss Mela, è diventata Miss Mela perché ha contribuito a un raccolto di mele, è vero? Ho vinto una fascia Miss Mela. Hai vinto una fascia Miss Mela, e allora? Ha raccolto delle mele. Ma non importa, però secondo me, vestita così, gli agricoltori sarebbero molto contenti di averla come collaboratrice. Posso? Io ho visto l'ultima foto che hai postato su Facebook. Quella di stamattina? Quella di ieri, che stai mettendo sulla malta, avevi i foratons. Ecco, possiamo spiegare cosa sono i foratons? Come dalle nostre parti c'è i foratons. Quei mattoni fatti, diciamo, a mano col buco in mezzo, per capire. Esatto, sempre di buco parliamo. Sempre di buco parliamo. Ci puoi spiegare come si mette la malta tra i foratons? Tra i foratons. Foratons, ecco. Ci puoi spiegare come si mette? No, ma abbiamo tutto il pomeriggio per spiegarlo, adesso tu pensaci poi nella pausa pubblicitaria parla col papà che le sta insegnando questo mestiere, che naturalmente è un mestiere. Allora voglio tornare a mandare il cartello, naturalmente dovete darci una mano assolutamente per cercare di trovare un'occupazione a Pamela, perché bisogna cominciare presto. Scegliere tra questi due, oppure inventatevi voi qualcosa. Comunque cerchiamo un lavoro per Pamela, dateci un'idea cosa potrebbe fare Pamela. Noi abbiamo proposto muratore, perché questi 2 lavori vedi li ha già fatti, muratore e a destra quest'estate, e a sinistra invece ha raccolto le mele, poi gli è andata anche una fascia come compenso. Il muratore non deve avere le dotazioni di sicurezza, il bikini si fa il muratore. Scusami, le mutande cerare ci sono anche più dotazioni di sicurezza di quello. E allora potete naturalmente chiamarci in diretta allo 0432 se magari ci lasciate il cartello in regia, grazie, perché tutti i numeri a memoria non li possiamo sapere, grazie. 0432 57 1115 e vi risponde la Gemma, la meravigliosa voce della Gemma, oppure SMS WhatsApp al solito numero di cellulare 348 2947 672. Bene, ci fermiamo per la prima pausa pubblicitaria, poi entreremo di nuovo in diretta con i nostri ospiti, ma soprattutto con tutti i collegamenti che abbiamo dai nostri campi. Io sento il telefono che già sta esplodendo per il sondaggione. Per le 5 hai un lavoro assicurato per il tuo futuro, Pamela, grazie. C'è la pubblicità. Passa prima da In Outlet, spazio aziendale elettrodomestici grandi marchi. In Outlet Friuli, a Pradamano dietro al Bennett, a Roveredo in Piano dietro a Bartolini. Design dinamico e accattivante. La nuova Nissan Qashqai. Tecnologia avanzata e comfort di categoria superiore. Audace, sportivo ed in completo controllo. Rispetto dei limiti di velocità con il sistema di rilevamento segnaletica stradale. Guida in completa sicurezza con Nissan Safety Shield. Massimo controllo in ogni situazione con il sistema di controllo del telaio. Facilità di parcheggio con il sistema di assistenza al parcheggio. Next Generation Nissan Qashqai. In prova presso Sina Nissan, concessionaria esclusiva per Pordenone e Venezia. Sina Nissan, Pordenone, Spilimbergo, Portogruaro, Mestre. Noi vi vogliamo sorridenti. Ottoboni Dental Clinic. Siamo un'equipe di professionisti. Vi offriamo i servizi più evoluti per la cura e la salute del vostro sorriso. Ottoboni Dental Clinic. Le nostre cure dentali sono garantite nel tempo, in un contesto rilassante, per offrirvi il trattamento più efficace. Ottoboni Dental Clinic. Noi vi vogliamo sorridenti. Ottoboni Dental Clinic. Passione per il sorriso. In centro a Pordenone, in piazzetta Ottoboni 4C. Fissa un appuntamento senza impegno telefonando allo 0434 27 28 6.
20 anni. 20 anni di birra, di gusto e di splendide serate. La Cerveseria. Ma che birreria? È la Cerveseria. Squisite specialità come il panin con rosto, la nostra nuova specialità. E poi galletto ai ferri, il mega würstel, lo stinco alla bavarese, il cosciotto e la lubianska. 20 anni di Cerveseria. Tanti tipi di birra per i gusti più esigenti. La Cerveseria, in Viale Madonna di Rosa, a San Vito al Tagliamento. L'amore per il verde, la passione per i colori. Giardino Fiorito, una vasta scelta di piante e fiori. Il posto ideale per trovare tutti i prodotti per la cura delle vostre piante e la cura del vostro verde. Giardino Fiorito, anche una vasta gamma di piante da orto e stagionali, terricci, vasi in plastica e terracotta. Dove c'è verde, c'è Giardino Fiorito. A Porcia, via Sant'Antonio 18, sulla statale Pontebana. Delizioso! Le pizze, la gastronomia, i mega panini, gli snacks, tutto con i migliori prodotti e tutto direttamente a casa tua, al Buon Gustaio. Se vi siete stufati di cucinare, al Buon Gustaio, tutto pronto. Le pizze con 3 impasti diversi, tradizionale, ai 5 cereali, Kamut, i mega panini, gli snacks, le piadine, le insalatone, al Buon Gustaio. E se fai una festa, ci pensiamo a tutto noi, per banchetti, pranzi o cene, tutto direttamente dove vuoi tu. Chiamaci al Buon Gustaio. Ora sei qui, parte di me. La mia vita adesso sarà più bella, perché io non sarò più solo. Il giorno più importante, Paolo Miotto, stile italiano, la cerimonia, lo sposo, gli invitati, tante proposte per il tuo giorno più importante, il tuo matrimonio. La ricercatezza e l'esclusività per il tuo total look nel giorno più importante. Paolo Miotto, stile italiano, il tuo abito da sposo. Spirit Alive. Nuovo RAV4, da sempre il SUV. Oggi diesel da 23.500 euro. Vieni a provare il nuovo RAV4 presso Carini Auto, concessionaria esclusiva Toyota, Viale Treviso 27A, Pordenone. L'altra domenica allo Sport Triveneto in poltrona, rientrati ed è finita a Catania, vero? È finita a Catania, com'è finita Pamela? Catania. Bene, quindi un risultato clamoroso che vede appunto la Lazio pesantemente sconfitta a Catania, quindi avanti le polemiche contro lo Tito, mentre noi abbiamo il nostro amico Edi Pertoldi dallo stadio Luigi Ferraris, dove sta tra mezz'ora per andare in scena questo Genoa Udinese. Buon pomeriggio Edi. Buon pomeriggio a voi. Allora Edi, a parte le formazioni e quant'altro dell'Udinese, purtroppo ieri l'Inter ha dimostrato che martedì si poteva vincere a Firenze. Scusami, c'è lo speaker, scusami, devo ripetere di più. Ecco, io direi vediamo se riusciamo, perché il collegamento è disastroso. Dicevo, no? Dopo la partita di ieri sera e la vittoria dell'Inter a Firenze con la Fiorentina, martedì si poteva vincere, perché se ci ha vinto l'Inter, che insomma... Sì, questo è vero, però dobbiamo anche dire che l'Udinese forse con la Fiorentina ha offerto una delle più belle prestazioni degli ultimi mesi. Ci vuole un pizzico di fortuna, come sempre, non ce l'ha avuta, l'Udinese ha avuto fatto 5 opportunità per segnare quel golletto che l'avrebbe... È un collegamento disastroso, io direi. Vediamo di ricollegarci con Edi Pertoldi, la regia è inascoltabile, proprio non si riesce a capire, tantomeno gli amici a casa, credo. E nel frattempo, mentre aspettiamo
appunto di tornare a collegarci o con Edi Pertoldi o se no con i nostri inviati, ben 2 quest'oggi per questa importantissima partita San Paolo-Padova Pordenone, dove abbiamo spedito Riccardo Riem e il nostro avvocato preferito, di fiducia. Esatto, Certo, l'avvocato di fiducia, ci mancherebbe. Esatto, Maurizio Mazzarella. Nel frattempo sono arrivati un sacco di sms e messaggi, quindi darei la linea alla regia per intanto vedere e ascoltare i primi messaggi che sono arrivati qui alla nostra trasmissione. Sì, GP, eccoci qua. Allora, sono arrivati, c'è un messaggio che parla di calcio e dice: il Pordenone da anni spende circa 1 milione di euro a stagione ed ha ottenuto solo i play-off. L'anno scorso poi miseramente falliti. Forse i problemi sono nella gestione proprietaria? Stanno creando alibi alla squadra, alimentando polemiche dannose. E Marano gode, firmato Paolo. Questa è l'opinione di Paolo, naturalmente. Che salutiamo. Che salutiamo. E magari potresti anche, io so che c'è una mail sul sito del Pordenone Calcio, fare la domanda diretta. Fare la domanda sì. direttamente al presidente Lovisa piuttosto che ai dirigenti del Pordenone. Bene, andiamo avanti. Ecco, poi è arrivato un bacio alla ciclista firmato Anastasia. Sono arrivati anche poi... La ciclista si chiama Anastasia, Gemma, è difficile che si metta da sola. Pensavo fosse una firma, scusami. Comunque un bacio per lei. Allora non si è firmata la persona che ha mandato questo messaggio. Poi è arrivato un pronostico per il nostro gioco del pomeriggio: Genoa-Udine 2-2, San Paolo Pordenone 2-1 e Monfalcone Triestina 3-3. E poi è arrivato anche il primo messaggio in risposta al lavoro che potrebbe fare la nostra Pamela, lo ricordiamo, o agricoltore o muratore, ed è arrivato muredor. Deve essere un mix, non lo so. Ma io so che comunque è sulla buona strada, vero? Esatto, perché parlavo prima con suo papà, che è simpaticissimo, che sa già tutto, poi ci spiegherà poi. Ci farà un piccolo corso. Sì, potrebbe servire anche a me che ho appena traslocato, io non faccio niente, figurati. Beh, ma anche perché tra un paio di anni quello potrebbe essere la tua professione del futuro, vero? Poverino. Allora, adesso GP abbiamo il collegamento con Riccardo Riem, San Paolo Padova, Pordenone. Benissimo, allora li abbiamo spediti a Padova, il San Paolo gioca in una struttura che in realtà è una struttura dedicata al rugby, quindi la prima domanda per Riccardo Riem è: com'è il campo? Stiamo vedendo io l'avvocato perché stavamo proprio parlando del campo in questo momento, perché veramente non è, diciamo, in buonissime condizioni. Lo stadio sicuramente con il colpo d'occhio è carino, interessante, chiaramente una struttura un po' vecchiotta, però insomma di notevole impatto visivo, un impianto da 15.000 persone, quindi insomma molto interessante. E il campo comunque non è in buone condizioni. E tra l'altro devo dire che siamo arrivati anche tardi perché ho dovuto strappare l'avvocato Mazzarella perché non voleva alzarsi dal McDonald's, che era lì che mangiava, insomma siamo arrivati giusto in tempo. Comunque, tornando a noi, vi do le formazioni delle due squadre, dove il San Paolo Padova a Rosiglioni, Gal, Pizzotto, Biagio, Faloppa, Poletti, Cadaò, Bedin, Lucchini, Micheletto e Pitarello. Il Pordenone invece si presenta con Carreri, Migliorini, Pramparo, Mattielli, Nicolini, Dionisi, Buratto, Nichele, Zuppin, Olivera e Berzotti. Ti passerei subito l'avvocato per un primo commento iniziale. Avvocato! Ciao Giovanni. Ciao. Mentre parliamo con l'avvocato. Mentre parliamo con l'avvocato arriva un altro avvocato che mi sembra tu leggermente conosci. Mattia, il mio pupillo. Allora avvocato, raccontaci da Padova. Campo pessimo. Giocano a rugby o calcio questo pomeriggio, visto il campo? No, il campo è roba da oratorio. Lo stadio è bello, ma il terreno di gioco è una cosa pietosa. Loro non mi sembrano, anche in classifica, una squadra che non pretende niente da questo campionato, anzi rischia di essere ingabbiata nella lotta per non retrocedere. Non mi sembra una squadra che possa creare problemi, l'unico problema può crearlo probabilmente il terreno di gioco. E questa pressione... Questo è quello che penso io. Ecco Maurizio, e questa pressione che ogni domenica il Marano mette sul Pordenone, sì. Ricordiamo che ieri il Marano ha vinto 2-0 nell'anticipo. Sì, ma è un campionato. Alla prima di campionato ho detto che sarebbe stato uno scontro Pordenone-Marano, che ci sarebbero state 2 o 3 partite, e così è stato. L'Este, la Sacilese, forse la Triestina se riesce a calibrare il centrocampo e l'attacco, per il resto c'è il nulla, e San Paolo è una di queste squadre che rientrano nel nulla.
nel nulla, nel senso che è difficile. È sempre concreto. Sì, no, mi dispiace per il San Paolo, ma dico è difficile che possa dar fastidio a Pordenone. Poi nel calcio attenzione che può succedere di tutto. Certo. Il Catania sta battendo la Lazio per 3-1 in questo momento. Sì, quindi sempre con l'incognita del calcio. Io sto parlando sempre sulla carta. Sulla carta non può esserci scontro. Ecco, solo tutto qua. Bene, allora ringraziamo Riccardo Riem e l'avvocato Mazzarella. La partita è cominciata già, Maurizio? Sì, è iniziata da 5 minuti, non è successo ancora niente. Restiamo in attesa. Va bene? Bene, grazie all'avvocato Maurizio Ci Mazzarella, sentiamo Riccardo al Riem da prossimo. Padova, ci sentiamo più tardi, ciao. presentiamo il nostro ospite. L'avvocato Mattia Tirelli, bentornato. Buongiorno, Ormai è un po' che non venivi a trovarci. È pensieroso? È ritardo cronico. Non importa, va bene lo stesso. Avvocato, sei pensieroso? No. Ti ho visto un po' così. No, stavo ascoltando. Ti presento Elena alla tua destra. Ciao. Eleonora alla tua sinistra, magari la conosci già. Sì. Bene. No, Ci eravamo già incontrati. Perché io ho l'obbligo quando viene Mattia Tirelli, l'avvocato, di avere due donne alla sua destra e alla sua Avete sinistra. un agreement? No, è un obbligo. Prego Gemma. Abbiamo ripristinato il collegamento con Eddie Pertoldi. Speriamo che il microfono sia a posto. Vediamo se le linee ci danno una mano in questo momento. Allora Eddie, ci sentiamo? Ci siamo. Ecco. Allora, abbiamo già parlato leggermente di quello che è successo martedì, andiamo oltre. Quest'oggi come si presenta a Genova l'Udinese? Ma innanzitutto diciamo che la formazione è piuttosto inedita e d'altro canto Guidolin ci ha abituati a non far mai trasparire nulla alla vigilia di quello che poi sarà l'11 che scenderà in campo il giorno successivo. Ve la dico subito, poi magari la commentiamo un attimo. Gioco l'Udinese in campo, innanzitutto con Scuffet, quindi nonostante abbia recuperato in pieno sotto l'aspetto fisico il portiere Birkic, evidentemente Guidolin dopo aver probabilmente avuto anche l'assenso da parte del preparatore dei portieri e soprattutto dei compagni della difesa, ha deciso di schierare il giovane portiere di Remanzacco. Dietro poi non ci sono problemi per quanto riguarda la retroguardia, dunque ci sono da destra a sinistra il coach Danilo e Denizzi, mentre sulla corsia di destra è stato schierato Wigner, mentre Basta, che notoriamente gioca sulla destra, è sul fronte opposto al posto di Gabriel Silva, che ha avuto qualche media muscolare in settimana e quindi non è stato impiegato, probabilmente ha deciso il tecnico di non voler impiegare. A centrocampo ci sono Babi, Yedda e Pereira, mentre davanti ci sono Bruno Fernandes e Muriel. Dunque si punta un po' sulla linea giovane, una linea che bene ha figurato anche della partita di Coppa Italia, onestamente, come dicevo prima, una delle più belle partite disputate dalla formazione bianconera. Peccato che non sia stato quel tipo di fortuna o forse anche di bravura che ha impedito di concretizzare le diverse occasioni da gol che si sono presentate, che avrebbero consentito di segnare quel golletto che diversa sorte avrebbe dato alla partita del Francia. Dunque si rituffa nel campionato la formazione bianconera con la speranza naturalmente di guadagnare quanti più punti possibile e soprattutto di inanellare magari quel filotto al quale ci ha abituato ormai da diverse stagioni il tecnico bianconero e che magari possa far sognare, anche se naturalmente quello che sto dicendo potrebbe essere considerato un ottimismo sfrenato al di là del buonsenso, ma sappiamo che nel calcio insomma le sorprese sono dietro l'angolo e non si può mai dire nulla di definitivo. Per quanto riguarda la panchina diciamo che ci sono assieme al tecnico bianconero Birkic che lava Allan, Naldo Bubli, Di Natale, Nico Lopez, Certen, D'Agostino e Intimato Fuori del Veniamo al Genoa in campo con un 3-4-3, in porta Perin, quindi Portanova, Marchese, Burtisso, Motta, l'ex bianconero schierato subito dal tecnico Gasparini dopo il rientro a gennaio, Matusalem, Sturaro, Beceglie, davanti Tomaselli, Gilardino e Antonelli. In panchina ci sono per il Genoa Bizzarri, Albertoni, De Maio, Toffi, Calaiò, Centurion, Cabral ed Polacchi. È stato chiamato a dirigere l'incontro, vediamo un attimo se lo hanno messo, onestamente non me lo ricordo più perché non c'è nella formazione. D'altro canto sappiamo che, il signor Tagliavento di Terni avrà come giudici di linea Vuoto e Iannello, quarto uomo ufficiale Bianchi, addizionale di porta Irrati e Pairetto. La temperatura è primaverile qui a Genova, anche se c'è un leggero vento, il terreno tutto sommato si presenta in buone condizioni, sugli spalti
ci sono all'incirca 7-8 mila presenze. Naturalmente l'augurio è che l'Udinese riesca a trovare i 3 punti e quindi anche sotto il profilo del morale, sotto il profilo psicologico, a ricreare quello stato d'animo che poi dovrebbe consentirle, visto che le potenzialità ci sono, di offrire diverse prestazioni in questo finale di campionato. Grazie Eddie, allora ci risentiamo appena succede qualcosa. Appena hai un secondo di tempo, magari tra il primo e il secondo tempo, ti chiamiamo, ti diamo un colpo di telefono e ci aggiorni. Benissimo, ringraziamo Eddie, ci scusiamo ancora con i nostri amici da casa per la problemi di linea. La pessima qualità dei collegamenti, ma sappiamo che negli stadi, soprattutto quando c'è un sacco di gente, il problema è appunto che si sente male il telefono. Io ho un po' di risultati che si sono già sbloccati in Serie D. Benissimo, allora, vediamo. Este 1, Persina Perginese 0. Sì. Ed è passata in vantaggio anche la Fenadora sul Mezzocorona 1-0, già nei primi 10 minuti. Benissimo, allora vediamo così anche tutto quello che è il riepilogo della Serie D, dopo 10 minuti già 2 risultati cambiati. Allora, giocata ieri Marano Trissino Valdagno 2-0, quest'oggi si giocano Dro Vittorio Fame 0-0, Este Fersina Perginese 1-0, Fincantini Monfalcone Triestina 0-0, Montebelluno Tamai 0-0, Sacilese Giorgione 0-0, San Vitese Belluno 0-0, Union Ripa La Fenadora Mezzocorona 1-0 al momento e San Paolo Padova Pordenone ancora al momento dopo più o meno 10 minuti 0-0. Gemma! È arrivato un messaggio per il nostro sondaggione del giorno, sì. Che lavoro dovrebbe fare Pamela, e dice: se Pamela si mette a raccogliere mele, i campi di Meluc si svuotano in un attimo. Stessa cosa, le case verrebbero costruite in pochi giorni. Io la vedrei bene come volto dato alla televisione, tenetevela stretta secondo me. Bene, ringraziamo, ecco, questo è il sondaggione di quest'oggi. No. Benissimo, allora buon pomeriggio a Pierantonio Stella, una partita veramente importante quest'oggi per la Sacilese che sta viaggiando col vento in poppa, visto i 5 gol rifilati al Tamai nel derby domenica scorsa, e quest'oggi con una ipotetica vittoria, Pierantonio tocca tutto quello che vuoi, potrebbe addirittura superare il Belluno e piazzarsi terza. A te Pierantonio! Buongiorno a tutti, innanzitutto buongiorno a te Giovanni e a tutti i telespettatori. Sì, dicevi bene, oggi partita importante proprio nell'ottica anche di questa sfida a distanza con il Belluno per il terzo posto, Belluno che come ben sapete oggi è impegnato in questa difficile trasferta di San Vito al Tagliamento. Qui a Sacile il risultato dopo circa un quarto d'ora è ancora ancorato sullo 0-0, una Sacilese che ha cominciato con il piede giusto, già andata vicino 2 volte al vantaggio, una con Beccia e l'altra con Paladin, che oltretutto proprio oggi compie 20 anni. E una Sacilese che mister Zironelli ha schierato con la formazione ormai usuale, quella che proprio domenica ha battuto largamente il Tamai, la vado a enunciare velocemente, per cui con Bazzichetto in porta, Manucci, Baggio e Grazzolo in difesa, a centrocampo Craviari, Favrette, Boscolo, Papo e Beccia, il tridente d'attacco composto da Fraccaro, Spagnoli e Paladin. Dall'altra parte un Giorgione che proviene da 4 sconfitte consecutive, per cui uno sta vivendo un periodo sicuramente delicato, già si parla di panchina molto calda, quella del tecnico Marco Fabian, e di partita se non decisiva comunque importante qui a Sacile anche appunto per le sorti della sua panchina. Un Giorgione che, giusto ricordarlo, insomma, affronta questa trasferta di Sacile anche in formazione di emergenza, viste le squalifiche di Peruzzo, Campagnolo e Donè. Comunque ribadiamo, adesso qui a un quarto d'ora dall'inizio 0-0 e ci risentiamo ovviamente per i prossimi aggiornamenti. Una domanda importantissima, sì. Assolutamente tecnica, Pierantonio. Sì. Possiamo organizzare una giornata con la nostra Sara insieme a Fraccaro? Perché ci tiene tanto. E lì dobbiamo chiedere a... Antonio, non è vero? È verissimo. Non è vero. Porterò ovviamente la richiesta a Filippo e poi vi farò sapere. Comunque insomma ben venga se un nostro giocatore ha una fan esatto. Diciamo come lei. Mi ha chiesto fuori dai denti il cena, ma soprattutto il dopo cena, ti dico. Vabbè, queste sono cose che poi dopo dovranno vedere loro. Poi ci accorderemo noi. Giovanni, non ti mischiare. Grazie Pierantonio. Grazie a voi, a dopo. A dopo. Grazie. Mi rovinerai la vita Guarda di che coppia. sta segnando a raffica.
Io che Ricordiamo c'entro? Filippo Fraccaro, detto Pippo Fraccaro, Pippo ovviamente. Fraccaro. Dunque, sono più o meno le 15:45, in Serie D non si muove niente, in Serie A 14:45, scusate, sì, perché sono col fuso orario, fuso soprattutto, e allora dell'eccellenza anche le partite dovrebbero, no, forse cominciano alle 15. Alle 15 se non sbaglio. Esatto, e allora vediamo al volo quello che è la 21esima giornata dell'eccellenza: Azzanese Tolmezzo Carnia, Gemonese Chionsi, ISM Gradisca Fontana Fredda, Cras Reppen San Daniele, quindi scontro al vertice tra la prima e la terza, Lumignaco Virtus Corno, Manzanese Muggia, Rivignano San Luigi e 13° Cerlis Muzzane. Ricordiamo che durante la settimana c'è stato il recupero, esatto, no, tutta la 19esima giornata, e pensate, lo scherzo è che Azzanese Chions è stata rinviata, vero Mattia? Quindi c'è il rinvio del rinvio, eccezionale, grazie ovviamente al tempo, perché Azzano ha avuto qualche problema con l'acqua. E invece le altre partite di mercoledì scorso, il 12 di febbraio, Gemonese Cerlis Muzzane 1-1, ISM Gradisca San Luigi 0-0, Cras Repen Virtus Corno 1-1, Lumignaco Tolmezzo 0-1, Manzanese 13° 1-2, Rivignano Muggia 2-1 e San Daniele Fontana Fredda, appunto una partita fondamentale, 1-1. Tra l'altro, se permetti Giovanni, questo mercoledì ci sarà il recupero delle altre partite che sono giocate. Del recupero. Quindi voglio vedere quando ci sarà Azzanese Chions, che sarà il recupero del recupero del recupero. Posso garantire che il campo di Corno, sono andato stamattina a vedere, si è leggermente abbassata l'acqua. Meno male. Si può giocare. È strano perché siete passati voi. Sì, io ho giocato 2 anni su quel campo. Si abbassa il vino quando passate voi, non l'acqua di solito. No? Allora, ricordiamo, Gemma, prego. Un messaggio con scritto tanta fortuna Ani su WhatsApp e poi peta io voglio collegarvi con il chiosco. No, è in tribuna lui. Ah sì? Adesso sì, c'è la partita. Non il chiosco, Robby. E allora ci colleghiamo, secondo collegamento con Monfalcone, dove c'è Fincantieri Monfalcone Triestina. Dopo un quarto d'ora, intanto benvenuto ovviamente al nostro amico Roberto Visentin. Cosa succede a Monfalcone? Niente. Sembra niente. Non succede niente perché non c'è Roberto. Oggi proprio con i telefoni non ci siamo. Oggi abbiamo sfortuna con i telefoni, Gemma. Sì, se siamo collegati prima penso di sì. Al limite proviamo col mio cellulare, metti vicino il microfono. Vabbè, riproviamo più tardi. D'altra parte anche a Monfalcone, ricordiamo, lo stato è tutto esaurito, abbiamo sentito prima Pier Antonio. Forse c'è troppa gente che messaggia, ci sono sicuramente problemi di linea. Sì. Diamo un occhio anche alla classifica dell'eccellenza, ricordiamo che comincia alle 15, in testa il campionato a 2 come d'altra parte in Serie D, Cras Repen 43, Fontana Fredda 42, 10 punti sotto San Daniele 32, Azzanese 31 insieme alla Virtus Corno, quindi Omar Virtus Corno che insomma si candida per un posto nei playoff. Secondo me se domenica giocavano veniva fuori il risultato a sorpresa, perché io ho parlato sia in particolare con il mister proprio 20 minuti prima dell'inizio della partita, no? E li ho visti molto carichi, anche perché loro hanno questa squadra giovane che non hanno bisogno di vincere il campionato, ma devono prima di tutto salvarsi. Stanno facendo un torneo al di sopra delle aspettative, però se ti ricordi alla vigilia della stagione ho detto stiamo attenti perché Tortolo sa sempre pescare il jolly. A questo proposito l'avvocato Mattia Tirelli, che è molto esperto in queste categorie, Tortolo è un gran maestro di calcio. Sì, io con lui ho avuto a che fare più in Serie D, quindi, però è sempre stato un allenatore che ha lavorato molto con i giovani. E poi ha avuto anche squadre importanti sotto la sua gestione, ricordiamoci la San Vitese di Nadarevic, che poi andò in Serie B quell'anno, quindi è abituato anche a palcoscenici più importanti, un maestro di calcio. Maestro di calcio, mi dicono sì. Infatti sta insegnando molto bene ai ragazzi di Virtus Corno. Sì, infatti adesso non conosco la situazione alla Virtus Corno, però sono quarti in classifica una squadra di ragazzini. Sì, ecco, il fatto di avere una guida come Gianni Tortolo è sicuramente un valore in più per la società, sicuramente. Certo, collegamento con la regia. Che era andato al chiosco? È per quello che è caduta la linea. Adesso c'è Robby, è tornato. Roberto! Ciao! Ma sei in tribuna o sei al chiosco, dai? Ho detto che oggi non è facile arrivare al chiosco, c'è un muro umano davanti prima di arrivare là. Quindi abbiamo pubblico delle grandi occasioni, per fortuna Giove Pluvio ci sta aiutando in questa bellissima giornata per il momento, risultato per il momento 0-0, gioco sostanzialmente di centrocampo, a parte una sfuriata adesso della Triestina che ha avuto una mezza occasione con Godias,
tirata però in bocca al portiere. Scusate, sto parlando solo io, ma non vi sento tanto bene per dire la verità. Siamo qui, ti No, ascoltiamo. ti stavamo ascoltando. Una domanda tecnica, precisa proprio, posso fartela? Cosa avete preparato per gli amici di Trieste? Cosa avete preparato per gli amici di Trieste al chiosco? Allora, purtroppo per motivi di ordine pubblico abbiamo fatto 2 chioschi oggi. Sta succedendo qualcosa? Sbagliato da Campora, allucinante, solo davanti al portiere tirato in bocca. Ecco, c'è battata? Allora, i chioschi oggi sono divisi in 2 parti, perché abbiamo fatto uno dalla parte della Triestina e uno nostro solito. Sarà abbastanza semplice, solite griglie, cose del genere. Volevo solo segnalare il compleanno del nostro capotifoso Burro oggi, che compie 52 anni e speriamo di festeggiare in degna maniera. Gol di chi? A Campora. Perché ci tirate giù l'audio per cortesia dal telefono? Gol di Acampora, è caduta la linea, comunque... È sbagliata. Cosa è successo, Robby? Gol sicuro, non si capisce di chi visto che si... Campora. Cosa? Ha segnato a Campora? Devi scusarmi Giovanni, ma non vi sto sentendo in questo momento. Dammi un secondo solo che finisca l'attimo di festeggiamento. Sì, se vuoi di campo un Falcone intanto. Eccoci qua. Dimmi Giovanni, scusa. Quindi, Monfalcone in vantaggio, gol di Acampora? Gol di Acampora, l'avete sentito forse? Sì. Leggermente. Sì. Avete avuto questo sospetto, scommetto? Bene, Roberto, allora ti lasciamo festeggiare, grazie per questa diretta del gol di Acampora e naturalmente ci colleghiamo più tardi con Roberto Visentino a Monfalcone. Sì, ragazzi, mi raccomando, stasera tenetevi in caso liberi. Sì, va bene, ok, sì, ce l'ha fatto. E allora penso che si sblocca in Serie D, Fincantieri Monfalcone, Triestina 1-0, secondo me non a sorpresa, perché è vero Mattia, la Fincantieri Monfalcone aveva la possibilità, tante partite sfortunate quest'anno, qualche arbitro un po' particolare, anche se una squadra non da alta classifica ma neanche da retrocessione. E poi bisogna dire che ha un obiettivo chiaro, che è quello della salvezza. La Triestina ormai ha un po' lasciato i remi in barca perché non ha più la possibilità, la prospettiva di fare un campionato di vertici, si trova nella zona, nella terra di nessuno, certo. e quindi naviga molto a vista, quindi non c'è un obiettivo chiaro. Gli altri chiaramente hanno questo obiettivo, poi sono più determinati e questa è una partita che poi il Monfalcone deve portare a casa, certo, per cercare di salvarsi. Bene, quindi anche 1-0. perché dietro tutti fanno punti, no? Sì. 1-0 per i Fincantieri Monfalcone sulla Triestina. Gemma. Abbiamo in collegamento Maurizio Mazzon per ISM Gradisca Fontana Fredda. Perfetto, e allora caro DS Maurizio, buon pomeriggio. Buongiorno a tutti. Allora, il recupero è andato abbastanza bene, vero? Diciamo di no, perché non abbiamo vinto e quindi non è andato benissimo. Beh, ma non era facilissimo vincere San Daniele. Non era facilissimo, non era un campo facile, abbiamo fatto un ottimo pareggio. Quindi, dopo questo recupero, Maurizio, non è cambiato granché in classifica, perché anche il Cras ha pareggiato e vi trovate sempre a un punto dai Carsolini e sempre avete lasciato a 10 punti il San Daniele, quindi nonostante una battuta di arresto che avete avuto siete sempre lì a giocarvela col Cras. Sì, speriamo di poter giocare fino alla fine, insomma, ecco, perché sicuramente adesso gli impegni poi saranno difficili un po' per tutti e quindi l'equilibrio regnerà sempre più sovrano, secondo me. Certo, quest'oggi come la vedi con l'ISM Gradisca? Una squadra partita forse con altre prospettive, vero? Che si trova invece in fondo alla classifica. Beh, visto anche quello che ha fatto vedere l'andata, sicuramente la classifica non rispecchia quello che almeno io ho visto all'andata a Fontana Fredda. Poi se il calcio è abbastanza strano, talvolta gli episodi magari determinano i risultati in maniera positiva o negativa, certo. E quindi ritengo che in ogni caso non sia una gara facile, insomma, ecco. Com'è lì al campo? C'è tanta gente oppure è un pubblico un po' così?
No, un pubblico un po' meno di così. Un po' meno di così. Ho capito. Allora, intanto noi ti ringraziamo come al solito, sei molto gentile, collegamenti con te ovviamente dopo l'inizio della partita, esatto, per avere gli aggiornamenti. Va bene. Grazie a Maurizio Mazzon, direttore sportivo del Fontana Fredda. Per noi c'è la pausa pubblicitaria. Ma prima raddoppio della Fenadora. La Fenadora 2, mezzo Corona 0. Perfetto, allora con questo risultato che cambia in Serie D, riportiamo ancora Unione Ripa la Fenadora mezzo Corona 2-0, noi ci fermiamo per quanto? Un paio d'ore? No, magari, 4 minuti, poi siamo di nuovo qua. No, se potremmo mettere la pubblicità così ci vediamo l'Udinese tutti insieme qua. Sì, e poi torniamo. E torniamo. E la commentiamo. Facciamo un quarto d'ora tra il primo tempo e il secondo e poi commentiamo. Poi sai cosa? Passiamo per Monfalcone, io torno di là tornando a Trieste. Sì, se mi ospiti anche da tua 2 volentieri. Lugani che avanzano. 4 minuti, poi torniamo l'altra domenica, lo sport Triveneto in poltrona. Parlo con Paolo delle 2 Lugani. Passa prima da In Outlet, spazio aziendale elettrodomestici grandi marchi. In Outlet Friuli, a Pradamano dietro al Bennett, a Roveredo in Piano dietro a Bartolini. Design dinamico e accattivante. La nuova Nissan Qashqai. Tecnologia avanzata e comfort di categoria superiore. Audace, sportivo ed in completo controllo. Rispetto dei limiti di velocità con il sistema di rilevamento segnaletica stradale. Guida in completa sicurezza con Nissan Safety Shield. Massimo controllo in ogni situazione con il sistema di controllo del telaio. Facilità di parcheggio con il sistema di assistenza al parcheggio. Next Generation Nissan Qashqai. In prova presso Sina Nissan, concessionaria esclusiva per Pordenone e Venezia. Sina Nissan, Pordenone, Spilimbergo, Portogruaro, Mestre. Noi vi vogliamo sorridenti. Ottoboni Dental Clinic. Siamo un'equipe di professionisti. Vi offriamo i servizi più evoluti per la cura e la salute del vostro sorriso. Ottoboni Dental Clinic. Le nostre cure dentali sono garantite nel tempo, in un contesto rilassante, per offrirvi il trattamento più efficace. Ottoboni Dental Clinic. Noi vi vogliamo sorridenti. Ottoboni Dental Clinic. Passione per il sorriso. In centro a Pordenone, in piazzetta Ottoboni 4C. Fissa un appuntamento senza impegno telefonando allo 0434 27 28 6. 20 anni. 20 anni di birra, di gusto e di splendide serate. La Cerveseria. Ma che birreria! È la Cerveseria. Squisite specialità come il panin con rosto, la nostra nuova specialità. E poi galletto ai ferri, il mega würstel, lo stinco alla bavarese, il cosciotto e la lubianska. 20 anni di Cerveseria. Tanti tipi di birra per i gusti più esigenti. La Cerveseria in Viale Madonna di Rosa a San Vito al Tagliamento. L'amore per il verde, la passione per i colori. Giardino Fiorito, una vasta scelta di piante e fiori. Il posto ideale per trovare tutti i prodotti per la cura delle vostre piante e la cura del vostro verde. Giardino Fiorito, anche una vasta gamma di piante da orto e stagionali, terricci, vasi in plastica e terracotta. Dove c'è verde, c'è Giardino Fiorito. A Porcia, via Sant'Antonio 18, sulla statale Pontebana. Delizioso! Le pizze, la gastronomia, i mega panini, gli snacks, tutto con i migliori prodotti e tutto direttamente a casa tua. Al Buon Gustaio, se vi siete stufati di cucinare, al Buon Gustaio, tutto pronto. Le pizze con 3 impasti diversi, tradizionale, ai 5 cereali, Camut, i mega panini, gli snacks, le piadine, le insalatone. Al Buon Gustaio. E se fai una festa, ci pensiamo a tutto noi per banchetti, pranzi o cene. Tutto direttamente dove vuoi tu. Chiamaci al Buon Gustaio. Ora sei qui, parte di me. La mia vita adesso sarà più bella, perché io non sarò più solo. Il giorno più importante. Paolo Miotto. Stile italiano. La cerimonia. Lo sposo. Gli invitati. Tante proposte per il tuo giorno più importante. Il tuo matrimonio. La ricercatezza e l'esclusività per il tuo total look nel giorno più importante. Paolo Miotto, stile italiano, il tuo abito da sposo.
Keep your spirit alive. Nuovo RAV4, da sempre il SUV. Oggi diesel da 23.500 euro. Vieni a provare il nuovo RAV4 presso Carini Auto, concessionaria esclusiva Toyota, Viale Treviso 27A, Pordenone. State seduti. L'altra domenica lo sport Triveneto in poltrona e io e Omar non siamo vecchi. Ecco, clamoroso a Padova, attenzione, sì. Il nulla ha segnato. Riccardo Riem. Eccoci qua, solamente Giovanni, nel frattempo ti dico anche che Zubin ha sbagliato un rigore. Ah beh, la giornata è partita malissimo. Esatto, allora c'è stato una bellissima azione del San Paolo con Pitarello che è entrato in area e calciando il portiere del Pordenone Carreri ha respinto e come un avvoltoio si è fiondato l'ex neroverde Lucchini e quindi ha portato in vantaggio il San Paolo. Dopo un minuto c'è stata un'azione del Pordenone dove Dionisi è stato atterrato in area e sul dischetto si è presentato Zubin che si è fatto parare il rigore. Aspetta, quindi, aspetta Riccardo, è stato parato quindi, o l'ha sbagliato che è tutta un'altra cosa? No, è stato parato il rigore, Zubin aveva tirato abbastanza angolato, però qua l'avvocato Mazzarella sta dicendo che non è rigore perché secondo lui era fuori aria, secondo me invece... lui dice che era da morire, comunque adesso te lo passo comunque, così ti spiega bene lui. Penso che questo arbitro che di Cesena può arbitrare il Forlimpopoli è proprio una simulazione grandiosa di Michele, ha fischiato il rigore. Ecco. Però poi è stato sbagliato per la legge del contrappasso. Comunque la partita deve ancora iniziare perché vedo, insomma, ha fatto gol il San Paolo qua, però diciamo che la palla l'ha sempre avuta il Pordenone nella partita, già rimane il Pordenone. È chiaro che deve accelerare i ritmi perché a questo ritmo qua gioco ancora anch'io. Forse aggiunge qualcuno. Sì, se non accelera c'è una grande differenza di qualità di giocatori in campo, ma bisogna accelerare il ritmo, altrimenti cioè anche squadre così riescono a fare la loro figura. Bene, avvocato, grazie. Naturalmente collegamento con Alla il campo prossima. di San Paolo, Padova, Sì, con sì. Riccardo Riem e avvocato Mazzarella nel caso, e speriamo ovviamente. Adesso c'è una punizione per Sì. Zubin della sua zona, visto che ha sbagliato il rigore potrebbe anche inventare qualche gol. Teniamo in onda San Paolo Padova, sentiamo in diretta la punizione. Ecco, la barriera adesso viene posizionata, è proprio la posizione ideale per Zubin. Può darsi che avendo sbagliato il rigore rimedi con la punizione della fuori aria, vediamo. L'arbitro fra poco fischia, ha fischiato, vediamo, è partito, niente da fare. Niente. 1-0 per il San Paolo. Benissimo, grazie all'avvocato Mazzarella, grazie, dopo. ci sentiamo più tardi. Ciao. Nel frattempo, Pareggio della Triestina. ecco, allora Fincantieri Monfalcone 1, Triestina 1. se ci colleghiamo con Monfalcone e con Roberto Visentino, ovviamente, che è il più disponibile rispetto a Emilio Ripari che è in telecronaca, mentre è partita la Serie A, ricordiamo, a Genova è ancora 0-0, a Genova Udinese, però grande uscita di Scuffetti, subito. Sì, il Genoa è partito molto aggressivo subito, cercando di dare ritmi alla partita, l'Udinese un po' in affanno, ma io penso che il canovaccio della partita sia questo: il Genoa in controllo e l'Udinese nelle ripartenze che cercherà di portare avanti il punteggio. Scuffetti bene, subito sulla prima palla difficile, è uscito bene, dà segni di grande personalità e di sicurezza, no? Sì, infatti anche la difesa mi sembra, no? A parte i 2 gol, io dico... La difesa, ma infatti la difesa si è ricompattata nel momento in cui sono entrate forze fresche, sono entrato anche un certo... una persona giovane che però ha dato anche un impulso a tutta la squadra, certo. No? L'ha ricompattata, l'ha responsabilizzata e dal momento in cui Scuffetti incredibilmente è sceso in campo per la prima volta, l'Udinese è tornata a squadra, no? Sì. In un certo senso. Soprattutto, avvocato, scusa, c'è da sottolineare che finalmente vediamo un portiere che esce nell'area piccola, Sì, nel senso che sia per non che esce la prende, dopodiché perché anche gli altri riuscivano, è che non la pigliavano. sicurezza nell'area
dà sicurezza a livello tecnico, questo è vero. Su questo il grande difetto degli ultimi portieri udinesi è stato proprio il problema delle uscite, esatto. Alcune uscite veramente sconsiderate che hanno fatto perdere punti all'Udinese. Scusa avvocato, devo interrompere, abbiamo un collegamento. Sì, abbiamo Roby. Esattamente. Ecco. Roby, allora è durata poco la festa. Però è durata quasi niente. Ci sta. Azione sulla destra della Triestina, è arrivata la palla a Sessolo che, come suol dirsi, con la punta ha preso in contropiede il portiere mettendola sull'angolino destro di Contento. Partita si è un pochettino incattivita, adesso abbiamo avuto 2 ammonizioni noi con 2 falli a centrocampo, uno di Lestani e l'altro di Cudiccio. Però sì, è stato un po' l'arbitro forse che ha lasciato correre un po' troppo, ci sta. Il nostro gioco è questo, dobbiamo salvarci i costi e quindi ci sta anche di mettere qualche volta il travo. D'altra parte sì, non dovete guardare, cioè dovete giocare ovviamente per ottenere il massimo del risultato e ci sta, come dicevi tu, ogni tanto qualche azione non proprio sportiva. L'importante è che non siano cattivi i falli. Esatto. Grazie Roberto, ci sentiamo più tardi, ricordiamo allora. Ricapitoliamo la Serie D, la 23esima giornata. Attenzione perché è cambiato il risultato, Sanvitese 0, Belluno 1. E allora dobbiamo sentire Cleofa. Collegamento anche con Cleofa Brao per la Sanvitese che va sotto. E allora Serie D, quando siamo arrivati più o meno al 25esimo minuto, più o meno su di là, Dro Vittorio Falmec 0-0, Este Fersina Perginese 1-0, Fincantieri Monfalcone 1-1, Montebelluno Tamai e Sacilese Giorgione 0-0, a San Vito Togliamento Belluno Sanvitese 1-0, Unione Ripa La Fenadora Mezzocorona 2-0, San Paolo Padova Pordenone 1-0. Questa dunque quando mancano più o meno 10 minuti alla fine del primo tempo in Serie D, mentre in Serie A è tutto 0-0 ragazzi da quelle parti. Per il momento non ci sono aggiornamenti per quanto riguarda questa giornata che è la 24esima del massimo campionato di Serie A, come già sottolineato in apertura, più spezzatino di così se muore, ma con sto freddo insomma va bene mangiare anche caldo. L'Udinese per il momento ha controllato bene la prima sfuriata iniziale della formazione genoana e adesso Danilo ha avuto una bella occasione per andare in gol, ma la difesa ha deviato in calcio d'angolo. Dunque siamo 7 minuti e 37 secondi nel corso del primo tempo. Posso dire una cattiveria? Se quel bianconero invece che essere bianconero che ha tirato, invece che essere udinese la Juventus, quello era rigore. Quello era rigore sul tiro di Danilo. Siete troppo cattivi con non è che siamo cattivi, purtroppo è la verità. E ma la Juventus è una vecchia signora e per questo va aiutata. Si incioppeda Muriel davanti al portiere, peccato. Però l'Udinese c'è. Da colpa al terreno. L'Udinese a parte i primi minuti sta venendo fuori. Nei primi minuti non si può dire che abbia la supremazia del pallone una squadra o l'altra, perché possesso palla vedo un 50%, invece ho visto un cambiamento tattico che ha messo Basta sulla sinistra anche se un destro, penso che renda di più, e poi Domizzi più centrale perché Domizzi non è un costruttore di gioco ma di solito lancia molto lungo, e poi a centrocampo Pereira è uno che fa movimento e salta sempre l'uomo, il che dà più sicurezza a tutta la squadra. E Luigi Bigotti conferma che il calcio non è matematica. E che il ballone è zero tondo. Ok, va bene. Qualcuno ha qualche sciocchezza con cui intervenire, ne diciamo un'altra. Si parla sempre di numeri. No, possiamo dire che poi, visto la stagione che fa molto caldo, non ci sono più le mezze stagioni, neanche l'inverno, l'autunno, no? Ecco. Vero Anastasia? Stavo proprio pensando a questa cosa qua. Anastasia, so che sei espertissima di calcio, lo segui appassionatamente? Sì. La tua squadra preferita è? Una a caso. Una a caso, benissimo. E i colori della squadra a caso sono? Ma giusto perché mi piacciono i colori, infatti nella bici diciamo mi piace il nero e il rosso, allora... Scusate, so che è la trasmissione sbagliata. Attenzione. Ma... tranquilla. La squadra è sbagliata, la trasmissione è quella giusta. Nel frattempo l'Udinese in attacco. Però giocare a Genova non è facile, perché il pubblico è come fosse in campo. Sì, quello che penso e spero succeda fra 2 anni a Udine. Sì. Diciamo 3, dai. Giovanni, Draw 2, Vittorio Falmec 0.
Bene, quindi il draw. Noi ci arrivano i risultati così a 2-2. Sì, arrivano a doppiette su Data Sport i risultati. Va bene, comunque 2-0. Oltre ai risultati arrivano anche dei messaggi che volevo leggere. Allora, qui c'è scritto: la Pamela va meglio con il badile o con la cazzuola? È una domanda per lei, giusto per capire, diciamo, per cose più portate. sì, risponde subito. Vediamo. È meglio il badile o la cazzuola? La cazzuola. Benissimo, contenti, dietro la telecamera sono contentissimi, poi? Mele e mattoni, Pamela nelle TV nazionali, così ce la godiamo tutti. Ma scusa, non possono vedere la nostra? Sì, la stanno già guardando, voglio dire. Cioè, no, forse questi qua sono i tuoi amici della Puglia, che so che hai amici della Puglia, non erano in Brasile. No, quelli la vedono, ma non sono in Brasile. Vabbè, andiamo avanti. Sì, poi un altro messaggio dice: Pamela, nuovo volto della televisione, un saluto da Betta. Sì. Una fan. E poi ciao e ancora complimenti per la trasmissione, soprattutto a Sara che oggi fa spettacolo da sola, senza nulla togliere all'estetica degli altri partecipanti. Vabbè, Giovanni, voi andate, io faccio le mie robe. E Ci poi- sei firmato? No. No, non Ma c'è sempre il numero che dopo te lo diamo. Ma anche la volta scorsa me l'hai promesso e poi me l'hai mai dati sti numeri. E poi c'è un altro messaggio per Sara, attenzione. Sara più bella che mai, forza San Paolo, Udine. Forza San Paolo Udine. Borgo di Udine, tra l'altro. Può essere che sia una squadra di calcio del San Di Paolo, terza penso categoria. San Paolo Padova. La squadra del giorno oggi di San Paolo. Oggi è la squadra del giorno. È vero. Allora, a questo punto, io direi, prima di andare in pubblicità, abbiamo ancora qualche minuto, qualche istante, riproponiamo il sondaggione. Stiamo cercando per l'avvocato Matteo Tirelli una professione per il futuro per la nostra Pamela Bonesso, e tra le varie cose abbiamo individuato 2 lavori che potrebbe fare se ci manda il sondaggione. Il sondaggione. Mentre cosa Calcio c'era? d'angolo. Calcio d'angolo, per udire. Eccolo qua. Per Pamela, muratore agricoltore, un lavoro, cosa, dal tuo punto di vista, tu che sei un esperto di lavori? Beh, in questo momento l'edilizia non tira moltissimo, quindi meglio tornare alla terra. Ecco, ma quindi torniamo alla terra. Per l'avvocato Pamela ti vede bene con l'agricoltore. L'argilla. Allora, se volete appunto partecipare al sondaggio, prego Gemma. San Paolo, forza San Paolo Udine, ci sono novità da San Paolo Padova. C'è Riccardo Riemi in collegamento. Benissimo, a te Riccardo la linea. Eccoci Giovanni, volevo solo dirti che a Milano stanno già facendo la campagna acquisti per la Serie C del prossimo anno. Il San Paolo Padova ha raddoppiato sempre con l'ex neroverde Lucchini Andrea. C'è stato un calcio di punizione girato benissimo da Calau, il pallone si è sbattuto sul palo ed è stato lestissimo Lucchini a insaccare per il secondo gol per San Paolo. Quindi in questo momento abbiamo il San Paolo Padova con 2 gol. Diciamo che il Pordenone non sta giocando molto lentamente, sembra quasi che sappiano di poter portare a casa la partita, però in questo momento giocano con troppa sufficienza secondo me, quindi sono stati giustamente puniti. Ti ripasso Maurizio in modo che così ti commenta anche lui il secondo gol. Come ti ho detto prima, se in campo si cammina è difficile battere anche una squadra più scarsa. Ecco. Il Pordenone sta camminando. Poi è chiaro che sono stati anche 2 episodi sfortunati, eccetera, però non ho visto però cambi di ritmo, ho visto giocare sempre allo solito modo, con palle lunghe verso le punte. Oggi penso che sia il peggior primo tempo che il Pordenone abbia giocato all'inizio del campionato. Ma avvocato, secondo te è in grado, perché oramai sta per finire anche il primo tempo, è in grado il Pordenone di ribaltare la situazione in 45 minuti? Sì, secondo me ancora c'è tutto un tempo e potrebbe il Padova San Paolo pagare anche questo sforzo che sta facendo nel primo tempo, magari negli ultimi 20 minuti il Pordenone con un po' più di ritmo e di rabbia potrebbe recuperare. Benissimo. Quindi aspettiamo il secondo tempo. Bene, grazie all'avvocato Mazzarella. Va bene. Grazie Buono. mille, ci colleghiamo più tardi. Io direi in Serie A ancora niente. Per il momento tutto fermo sullo 0-0. Quindi dopo un quarto d'ora in Serie A sono tutte le squadre sullo 0-0. Tornando al Pordenone bisogna segnalare una cosa, che in questo momento un ex neroverde Lucchini, che è stato mandato via l'anno scorso, sta decidendo il campionato in negativo per il Pordenone. La famosa condanna degli ex, tipo Dennis è andato via da Udine, ogni volta che va l'Udinese c'è la piazza, no? È ancora presto per trarre le conclusioni, però andare a -5
soprattutto dal punto di vista psicologico potrebbe essere una bella mazzata. Una mazzata pazzesca, Certo. sicuramente. Bene, noi ci fermiamo, c'è la pubblicità. E poi? Poi non lo so, andiamo E poi ci inventeremo qualcosa. Andiamo al chiosco a Monfalcone. Com'è? Sara Cecchetto Show. Sara Cecchetto Show. Sai, and Friends. Vado a prendere il palo, prego. Che palo? Era No, uno io non le show, faccio quelle robe lì. Dai. Sono una ragazza seria. 4 Dai, minuti, ragazza poi seria. torniamo con l'altra domenica. Ragazza, soprattutto. Sì, ragazza, è serio. dai, quando L'altra torna. domenica allo Sport Triveneto in poltrona. A tra poco. Passa prima da In Outlet, spaccio aziendale elettrodomestici grandi marchi. In Outlet Friuli, a Pradamano dietro al Bennett, a Roveredo in Piano dietro a Bartolini. Design dinamico e accattivante. La nuova Nissan Qashqai. Tecnologia avanzata e comfort di categoria superiore. Audace, sportivo ed in completo controllo. Rispetto dei limiti di velocità con il sistema di rilevamento segnaletica stradale. Guida in completa sicurezza con Nissan Safety Shield. Massimo controllo in ogni situazione con il sistema di controllo del telaio. Facilità di parcheggio con il sistema di assistenza al parcheggio. Next Generation Nissan Qashqai. In prova presso Sina Nissan, concessionaria esclusiva per Pordenone e Venezia. Sina Nissan, Pordenone, Spilimbergo, Portogruaro, Mestre. Noi vi vogliamo sorridenti. Ottoboni Dental Clinic. Siamo un'equipe di professionisti. Vi offriamo i servizi più evoluti per la cura e la salute del vostro sorriso. Ottoboni Dental Clinic. Le nostre cure dentali sono garantite nel tempo, in un contesto rilassante, per offrirvi il trattamento più efficace. Ottoboni Dental Clinic. Noi vi vogliamo sorridenti. Ottoboni Dental Clinic. Passione per il sorriso. In centro a Pordenone, in piazzetta Ottoboni 4C. Fissa un appuntamento senza impegno telefonando allo 0434 27 28 6. 20 anni. 20 anni di birra, di gusto e di splendide serate. La Cerveseria. Ma che birreria! È la Cerveseria. Squisite specialità come il panin con rosto, la nostra nuova specialità. E poi galletto ai ferri, il mega würstel, lo stinco alla bavarese, il cosciotto e la lubianska. 20 anni di Cerveseria. Tanti tipi di birra per i gusti più esigenti. La Cerveseria in Viale Madonna di Rosa a San Vito al Tagliamento. L'amore per il verde, la passione per i colori. Giardino Fiorito, una vasta scelta di piante e fiori. Il posto ideale per trovare tutti i prodotti per la cura delle vostre piante e la cura del vostro verde. Giardino Fiorito, anche una vasta gamma di piante da orto e stagionali, terricci, vasi in plastica e terracotta. Dove c'è verde, c'è Giardino Fiorito. A Porcia, via Sant'Antonio 18, sulla statale Pontebana. Delizioso! Le pizze, la gastronomia, i mega panini, gli snacks, tutto con i migliori prodotti e tutto direttamente a casa tua, al Buon Gustaio. Se vi siete stufati di cucinare, al Buon Gustaio, tutto pronto. Le pizze con 3 impasti diversi, tradizionale, ai 5 cereali, Camut, i mega panini, gli snacks, le piadine, le insalatone, al Buon Gustaio. E se fai una festa, ci pensiamo a tutto noi, per banchetti, pranzi o cene, tutto direttamente dove vuoi tu. Chiamaci al Buon Gustaio. Ora sei qui, parte di me. La mia vita adesso sarà più bella, perché io non sarò più solo. Il giorno più importante, Paolo Miotto, stile italiano, la cerimonia, lo sposo, gli invitati, tante proposte per il tuo giorno più importante, il tuo matrimonio, la ricercatezza e l'esclusività per il tuo total look nel giorno più importante. Paolo Miotto, stile italiano, il tuo abito da sposo.
Keep your spirit alive. Nuovo RAV4, da sempre il SUV. Oggi diesel da 23.500 euro. Vieni a provare il nuovo RAV4 presso Carini Auto, concessionaria esclusiva Toyota, Viale Treviso 27A, Pordenone. Rieccoci in studio con l'altra domenica, lo sport Triveneto in poltrone. Ha retto 1 ora e 20, ma ha dovuto sedersi, avete visto? Ha retto 1 ora e 20 in piedi. E poi non ce così. Ma così non sembri troppo bassino? Ah sì, vabbè, vorrei che tu togliessi i tacchi, poi vediamo l'altezza, va bene? Allora, novità per quanto riguarda 2 campi, la San Vitese ha pareggiato col Belluno 1-1 in collegamento Cleo Fabrao, mentre anche il Pordenone prima di andare negli spogliatoi ha segnato, quindi San Paolo Pordenone 2-1 e dopo ci collegheremo ovviamente con Padova, ma nel frattempo a San Vito con Cleo Fabrao. Buongiorno a tutti. Ciao Cleofa. Hanno pareggiato la San Vitese al 42esimo con Sipra, un gran gol dai 30 metri, gol imparabile. Diciamo che la partita era iniziata equilibrata, dopo è stata rotta da un gol di Corbanese da parte del Belluno, un colpo di testa su angolo di Masò. Poco dopo la stessa cosa, diciamo disattenti sui calci piazzati la difesa del San Vitese, perché hanno colpito 3 volte i colpi di testa che hanno messo in crisi la difesa, che oggi senza Peresson con il Porto del Zordo in crisi importante, diciamo. Dopo d'incanto i 3 davanti, diciamo, del Belluno sono di qualità, quindi i vari Duravia, Corvanese, Osagliè hanno messo in grave difficoltà la San Vitese, che pur ribattendo su qualche colpo più al limite dell'area non era arrivata. Poi d'incanto al 42esimo ai 30 metri Scitaro metto in conto in parità. Diciamo una cosa, purtroppo è successo al 13esimo un infortunio sembra anche grave alla caviglia per Stefano Mosca, l'esterno sinistro del Belluno, che l'hanno portato via in barella in ambulanza in ospedale. Okay. Speriamo che non si tratti di niente, comunque hanno perso anche da dietro un esterno sinistro molto molto di qualità. Partita a questo punto in parità, nient'altro, vediamo la ripresa che inizierà tra una decina di minuti come andrà. Benissimo, grazie Cleofa. Ho saputo che è stata rinviata la partita per maltempo, come mai? A Gemona. Sì, esatto, Gemonese, ci è appena arrivata la notizia, Gemonese Chions è stata rinviata per impraticabilità di campo, perché da queste parti, ci raccontava Pamela che abita appunto nella zona nord della provincia di Udine, mentre da noi c'era il sole, qua comunque pioveva, quindi sarà il campo allagato, credo, Cleofa. Ecco, esatto. E il Charlins quindi a 13esimo sta giocando o no? Questo non lo sappiamo ancora. Adesso poi sarà la Gemma fuori onda che ti dà tutte le notizie di cui siamo in possesso, va bene? Ok, ringrazio, dopo. Grazie Cleofa. Grazie a te, a dopo. A dopo. 15 e 25 più o meno. Cosa sta succedendo a Genova? Succede che l'Udinese rischia di fare una frittata nella propria area. È una partita molto confusa, sia da una parte che dall'altra, soprattutto il Genoa non sta giocando per niente bene. Va a sprazzi, cercando più le fasce, infatti come prima dicevamo riguardo a Basta viene messo secondo me a sinistra anche per limitare gli esterni del Genoa, quindi da una parte Widmer, dall'altra parte Basta, ed è una scelta che finora mi sembra azzeccata da parte di Guidolino. Certo. La grande forza del Genoa sono proprio appunto gli esterni, per poi facilitare i cross dalle parti di Gilardino, che poi sappiamo essere un attaccante fortissimo di testa, e anche nelle sponde, quindi questo è un po' il canovaccio tattico della partita. L'Udinese gioca di rimessa, adesso va dentro negli spazi, vediamo Muriel per Pereira. Grande palla di Pereira, paratissima, parata di Perin, molto bella, grande parata di Perin, forse anticipo di un difensore. Grande occasione. Questa è la dimostrazione di come deve interpretare l'Udinese questa partita. Grandissimo passaggio di Muriel che smacca Pereira, che salta l'uomo. Non si capisce se Perin o il difensore, vediamo. Penso Antonelli o comunque Perin era sulla palla, era coperto bene la porta. Ci fermiamo col commento con l'Udinese perché c'è
Troppo ti ricordo anche i messaggi che stanno arrivando, Sì. anzi mandateli subito così poi li leggiamo tutti in Esatto, colpo. tutti insieme. Abbiamo, Riccardo Rieme per San Paolo, Padova, Pordenone. Allora, siamo tra primo e secondo tempo. Giovanni, c'ho il presidentissimo De Marano qua, il presidente, nonché tifoso milanista tra l'altro. Allora c'è un po' di polemica, ti dico subito, che mi ha detto che è in polemico con il presidente del Pordenone. E io adesso te lo passo così gli puoi chiedere in diretta tu qualcosa. Presidente Dalle Rive, mi sente? Presidente? Come sei? Siamo qua, mi sente Pronto? il Presidente? Ci sente? Sì, adesso, come sei? Sì, qua tutto bene, guardi. L'Udinese, Ecco, ma io sono qua anche a me che vedo la partita. Però, dicomi, no, siccome che siamo anche abbiamo il gemellaggio, non credo mia che si possa fare determinate affermazioni proprio stupide, perché dicomi, perché come fa io a dire che San Paolo ne dà la partita o roba del genere? C'è assurdità qui, c'è solo seminari di Zania, se io vuoi andare a giocare in Serie C bisogna che faccia qualcos'altro. No, questo. Mi assomigno su e non meritavo di perdere, invece ho detto che meritavo di perdere. Perché così che deve essere, sempre stemperare robe, non a far creare solo. Avevo detto i giornali sta settimana qua, e dico tutti perché è una roba che è vergognosa, insomma. Comunque dai. Presidente? Se viene gioco io offro caffè. Sì, ma quello perché non mi chiede mia mi litigare. No, guardi che il primo di marzo noi siamo a Marano a riprendere la partita a vederla. Posso fare una domanda? Ma cosa vuoi farmi? Ma vieni qua che te vedo in faccia le domande. Come avanti? Che domanda mi hai fatto? Mi non ti fa domande a te. Vedo che differenza. Io dico che mi rompi i coglioni, te vuoi farmi le domande. E mi invece ti dico che bisogna star calmi. No domande serve niente. Ma guardi che bisogna star calmi e vinca il migliore. Stia attento, sì. Cosa? Ho detto non è che da questo studio c'è il tifo del Pordenone, noi siamo se te viene sopra che sono sordo non capisci un cazzo. Vabbè, ringraziamo il Presidente del Marano. Ringraziamo il Presidente del Marano se riusciamo a rientrare in contatto. Pronto? Pronto, scusami, no, è che pensavo di parlare con Lovisa. Scusa? Scusami Giovanni, ma pensavo di parlare con Lovisa. No, lo sapeva. Del Marano? Sì, no, pensava che tu fossi Lovisa, hai capito? Sì, ma spiegategli. Sì, comunque anche tu Riccardo, se dai lì, digli che siamo in una trasmissione, no, col Presidente del Pordenone, voglio dire. No, sì. No, scusa, rido, scusami Giovanni, ma rido, ma lui pensava di parlare con Lovisa al telefono, no? Peccato che in diretta ha detto due cose, insomma, non proprio televisive, ma non importa, dai. Oh, Giovanni, scusami, ma glielo detto, guarda che siamo in trasmissione, si vede che siccome era incazzato con Lovisa. Avanti. Vabbè, insomma, dai, comunque mi scuso io, comunque colpa mia. Comunque in ogni caso volevo dire che il Pordenone al 45esimo ha accorciato le distanze con Michele, quindi diciamo che un po' di luce in fondo al tunnel si vede. Adesso vediamo al secondo tempo l'approccio che avrà il Pordenone, quindi speriamo insomma che il Pordenone riesca a rimettere in carreggiata questa partita in modo da poter proseguire e andare allo scontro diretto tra 2 settimane con solo 2 punti di svantaggio. Io mi scuso ancora per l'ingippo che è venuto fuori, comunque in ogni caso vedo se tra l'altro se riesco a trovare anche il presidente del Pordenone Lovisa. Ma io direi che è meglio di no, sai, proprio no, io ti prego perché non vorrei avere altri problemi domani sicuramente, dopo questo anche il prossimo. Ho qua l'avvocato Mazzarella che era al mio fianco. L'avvocato volentieri, però per l'amor di Dio non un altro presidente oggi pomeriggio. Vabbè, aspetta ti passo Maurizio, Uno sketch televisivo all'alto livello. Sì, no. È il massimo. Sai cosa? Ti do il eventualmente per la mia querele cosa domani. c'è già pronto l'avvocato anche. Sì, ma infatti ti dico, siccome ci quereleranno, mi dovrai difendere, no? Sì. No, va bene, sono cose. È un bello scontro anche sui giornali tra il Pordenone e il Marano, tra i due presidenti, quindi non solo sul campo, anche sulla stampa e naturalmente in televisione. Aspettiamo il secondo tempo, comunque ti ripeto, loro hanno 2 o 3 giocatori in campo e basta, poi il resto non vedo grossi problemi, a meno che, ti ripeto, non sia una giornata storta, allora tutto può succedere. Benissimo, allora avvocato, noi ci sentiamo naturalmente dopo l'inizio dei secondi tempi.
Mi raccomando che non venga altri presidenti in diretta, ti ringrazio. No. Perfetto. Mattia come si sta comportando? Bene, no? Mattia benissimo. Mattia è bravissimo. Abbiamo avuto lo scoop del presidente del Marano, Maurizio, vuole andare in Serie C. Ha detto che vuole andare in Serie C. Vuole andare? Sì, lo scoop. No. Va bene, Grazie. A presto. E allora andiamo subito a vedere quello che è successo in Serie D nei primi tempi. Stanno per cominciare i secondi. Ricordiamo ancora ieri giocata in anticipo Marano Trissino Valdagno finita 2-0. Quest'oggi si sta giocando Dorò Vittorio Falmec 2-0, Este Fersina Perginese 1-0, Fincantini Monfalcone Triestina 1-1, Montebelluna Tamai 0-0, Sacilese Giorgione 0-0, a San Vito San Vitese Belluno 1-1, Union Rippa Mezzocorona 2-0 e San Paolo Padova Pordenone 2-1 con il bel siparietto in diretta del presidente del Marano. Adesso no, Giovanni in Serie A. Serie A? Bloccati 2 risultati. Benissimo, allora vediamo la Serie A quando è passata mezz'ora. Allora, Atalanta-Parma 0-1 Sì. e Juventus-Chievo 2-0. Juventus-Chievo 2-0. Bene. Io dico bene. Per la felicità di Sara. Sì. Comunque avere il presidente del Marano così in un inedito del presidente del Marano che è reale, dobbiamo diciamo. essere contenti. No, ma perché il presidente del Marano è così, quindi non è che lo fa. Va bene, così, allora a Di Meo do i vostri due davanti ai numeri di giornalisti telefono. o in privato è così, e quindi non è questo il presidente del Marano. Effettivamente secondo me io ero in cuffia, non ho sentito. Meglio. Però ho capito qualcosa. Sì, ma secondo me forse lui effettivamente non aveva capito che stava parlando in diretta. Diciamo che aveva detto è Pordenone, aveva pensato che fosse il presidente. Assomiglia al primissimo Setten, ve lo ricordate? Sì, molto vulcanico. Diciamo. Molto vulcanico. Sì, magari se non diceva certe cose. Succede nel rally questo, magari con personaggi di un certo livello, questi... il turpiloquio, esatto. Succede? No. A lui sì. A te sì? No. Fabrizio? Nel nostro ambiente non capitano, anche perché non c'è l'occasione di parlare in questo modo, specialmente tra equipaggi. Sì. Però magari qualche affermazione strana, qualche battutina c'è sempre anche nel nostro ambiente, ovviamente. Ma quando siete nei parchi chiusi, che tra una speciale e l'altra, non è che magari con quelli che vi sono davanti o vi sono dietro di un pelo c'è un attrito così? No. Guarda, il copilota dice... Spiritosa. È spiritosa, ho capito. Allora parliamo... Noi non abbiamo l'arbitro dell'occasione, sì. Non c'è l'arbitro sotto diverse forme. Certo, c'è solamente il tempo, no, che stabilisce. No, noi ce la possiamo prendere magari con l'equipaggio esatto, davanti a noi che magari prendi in prova speciale, allora magari lì esce di tutto. Ah, ecco, sì, non è che proprio siete educandi neanche voi, voglio dire, quando siete... No, magari non si arriva insomma alla parolaccia vera e propria. No, ma a questi livelli... A degli insulti... belli e buoni. Sì, comprensibili e comunque diretti, sì, assolutamente. Qualche imprecazione c'è, Qualche dai. imprecazione, sì, di gusto proprio, sì. Ma non abbiamo... E poi ci pensa tutto Piercarlo che deve ricomporre le cose come capo ufficio stampa. Ma oltre che come ufficio stampa, anch'io come pilota e navigatore. Ecco, quindi l'ambiente lo si conosce bene, ogni tanto capita, ma si cerca di mettere tutto a tacere, tenere tutto tranquillo, insomma. Beh, voi poi quando correte più o meno le categorie sono quelle, i piloti, c'è qualche nuovo, qualche vecchio, ma più o meno vi conoscete sono tutti. Sempre quelli, sì. Chi è il più rompicoglioni? Ce ne sarà uno. Ce l'abbiamo proprio in studio. No, non può dire di se stesso. No, Però lei tu sei quello proprio che... No. Boh, ma No, è secondo me perfezionista. c'è sempre diciamo, la guerra tra noi, tra virgolette, Sì, guerra sportiva, sì, diciamo, sì, no? però a me non sembra che ci siano dei concorrenti o dei nostri avversari che ci sia proprio questo astio, questo... Chiaro, qualche persona magari non è proprio simpatica come possono essere. Eccolo qua, scusateci. Ecco. Gol di Basta, bellissimo, con azione dalla destra di... E col sinistro. Di sinistro, chi ha fatto il cross? Fernandez, potrebbe essere Fernandez. No, forse era Gabriel Silva. No, a destra, da destra. A destra no, è vero, non gioca. O Widmer o Fernandez. Allora, vediamo il replay, un attimo Gemma, che vediamo il replay, Udinese in vantaggio per 1-0 a Genova, risultato importantissimo. Badu sulla destra, bellissimo cross a scavalcare la difesa, arriva Basta, lasciato libero. Bellissimo, complimenti, sì, gran bel gol. Si conferma come proprio la scelta di schierare Basta a sinistra è stata azzeccatissima. Sì. No? Perché Allora, la sbocca da sinistra. Complementiamo tra poco l'Udinese, 34esimo e 45, Udinese in vantaggio 1-0, prego Gemma. Sì, abbiamo
due variazioni, una ISM 0 Fontana Fredda 1. Esatto. E poi abbiamo in collegamento Cleo Fabrao che ha un aggiornamento, sì, da San Vito. Benissimo. Allora, da San Vito sentiamo cosa succede da San Vito, linea Cleo Fabrao. Ancora qua è successa una roba incredibile, non ci sono più guardialine federali, ci sono due guardialine della società, ci deve essere stato qualche problema, io non l'ho mai visto in Serie D, sì. Un arbitraggio con l'arbitro normale e guardialine così tra gli ospiti quelli di casa. Almeno in Serie D non ho mai visto, la partita comunque è cominciata lo stesso secondo tempo, vedremo cosa è successo passando il tempo, ci informeremo, ma è una roba incredibile, per la prima volta in Serie D siamo passati come in terza categoria. Ecco, Cleofa, perdonami, quindi la partita è cominciata con i guardaline della federazione, adesso invece non ci sono più? No, è cominciata il secondo tempo, allora il primo tempo con quelli della federazione, dopo deve essere successo nell'intervallo qualcosa, adesso ci sono i guardialine delle società. Avevano il treno! Sono mutinati. Avevano il treno per andare a casa! No, probabilmente qua tutti si domandano come mai che è incominciato, ma probabilmente le società si sono anche messe d'accordo nel continuare la gara. Ecco. Ma domanda Cleo, tu che sai di regolamenti, sai tutto, chi perdesse può fare ricorso perché il secondo tempo si è giocato non con i guardiani della federazione? No, perché è impossibile, perché le due società, tutte e due, si sono messe d'accordo per continuare la gara. Assolutamente, comunque nei pochi minuti ha sfiorato il gol dell'1 del 2-1 e dopo ha avuto una gran palla a Sitero che è stata ribattuta dentro l'area. Partita piacevole, però solo con un arbitro, non c'era terna, addirittura 5 in Serie A, qua siamo restati a 1. Sì. Nel frattempo ti comunico che il Fontana Fredda è andato in vantaggio sull'ISM Gradisca. Ok, e il Pordenone cosa fa, che da qua vogliono sapere tutti il Pordenone? 2-1, sta ancora perdendo 2-1, San Paolo Padova Pordenone 2-1. Qua dicono incredibile a San Vito. Se vuoi puoi anche dire agli amici di intorno che l'Udinese sta vincendo 1-0. Sì, e questa la sto seguendo sull'iPod qua in diretta, anch'io dallo stadio. Vediamo bene questo scambio di informazioni con Cleofa dallo stadio di San Vito. Niente, a dopo. Grazie Cleofa, a dopo, grazie. Prego Omar. Avvocato, scusa, è assurdo che in Serie D, è capibile in eccellenza, ma è assurdo che in Serie D non si porti comunque un quarto o eventualmente un quinto uomo, no? Visto che siamo già semiprofessionisti. Quarto, un quinto. Ma io penso che questo comunque sia un caso eccezionale e penso che sia un infortunio, quindi in questi casi, siccome la terna sono due guardialine, se uno si fa male non sta penso nella regolarità nella partita schierarne solo uno, quindi entrambi sono stati poi messi da parte per mettere due delle rispettive società. È vero, però ci sono anche i costi. Adesso io sono per dire, sono totalmente contrario ai 5 arbitri. Gli arbitri di porta secondo me fanno solo confusione, basterebbe risolvere tutto con un sensore o all'interno del pallone o sulle linee di porta per scongiurare il problema del gol fantasma, per superarlo. Chiaro, qua bisognerebbe avere delle squadre intere che vanno, però in Serie D ci sono quante squadre? Ci sono 8-9 gironi composti da 20 squadre, facciamo un calcolo, i costi lievitano. Io penso che questi comunque sono casi eccezionali che possono succedere, la Serie D del prossimo anno. Se poi la società comunque si mette d'accordo potrebbero non accordarsi per continuare e concludere la partita. Certo. In questo caso sta alla volontà delle singole squadre. Si ferma avvocato perché abbiamo un collegamento. Ci sono novità per la Sacilese, c'è Pier Antonio Stella. Benissimo, allora ci colleghiamo subito con lo stadio 25 aprile a Sacile, vediamo cosa sta succedendo. Prego Pier Antonio. Sì Giovanni, allora qui cambia il risultato il 25 aprile, Sacilese in vantaggio direi meritatamente dopo la grande mole di occasioni del primo tempo purtroppo non realizzate. Al quarto minuto cross da destra di Fraccaro, colpo di testa di Spagnoli, ribattuto dal portiere ma arriva Paladin che è letto da pochi passi. Scusami, raddoppio dell'Udinese in questo momento a Genova con Fernandez, grandissimo primo tempo dell'Udinese. Prego Pier Antonio, scusaci. Niente, dicevo appunto vantaggio della Sacilese maturato da un'azione di Fraccaro sulla destra, cross per la testa di Spagnoli, parata di Dorello, sui piedi però di Paladin che da pochi passi ha depositato in rete. Per lui un gol speciale, come dicevo in apertura, è il suo 20° compleanno, per cui un modo veramente
particolare e speciale per festeggiare questa ricorrenza. Adesso Sacilese è vicinissima al raddoppio con un colpo di testa di Spagnoli, comunque qui all'11° del secondo tempo, ripeto, si è cambiato il risultato, Sacilese 1, Giorgione 0. Benissimo, grazie per Antonio, scusa se ti abbiamo interrotto, ma una grandissima azione, una famosa ripartenza dell'Udinese. Luigi, raccontaci cosa hai visto. L'ho detto prima, l'Udinese fra l'altro è più veloce, che qua è in velocità, ma non soltanto gli attaccanti, anche il centrocampo. Pereira salta sempre l'uomo e questo dà possibilità in più a concludere in porta l'Udinese. Loro sono molto deboli sulle fasce e anche a centrocampo, hanno sbagliato moltissime palle. Un'azione bellissima, orchestrata in contropiede, partita da centrocampo con un taglio verso Pereira. No, grande recupero di Yebda, difesa del Genoa troppo alta e scoperta. Palla dentro nello spazio per Pereira che si inserisce a tu per tu con Perin, grande parata di Perin in uscita in anticipo su Pereira, però sul rimpallo arriva Bruno Fernandes sulla destra che a porta vuota in sacca. Quindi Udinese in questo momento grande contropiede l'Udinese. Al 41esimo l'Udinese con ben 2 gol di vantaggio al Genoa. Una tipica azione da Udinese in trasferta. Certo. Adesso il problema è che l'Udinese quando si chiude vuol difendere il risultato e gli va sempre male. Questo bisogna stare molto deve giocare come fosse 0-0. Certo, sì, senza che cambi qualcosa. Infatti in questo momento sta attaccando il Genoa dalla destra, un calcio d'angolo. Nel frattempo in Serie A i risultati sono sempre quelli, facciamo un riepilogo quando mancano 5 minuti alla fine del primo tempo. Grande parata di Scuffetti si conferma grande portiere, grande doppia parata. Sì, doppia parata. Prego Pamela. Allora, Atalanta-Parma 0-1, Cagliari-Livorno 0-0, Genova-Udinese 0-2, Juventus-Chievo 2-0 e Sassuolo-Napoli 0-1. Ecco, ha fin parato un errore clamoroso di chi? Lo dico, qua forse un po'. Chi è il 7? Di Badu. Sì, qua non se la sono chiamata, questo è un mezzo errore. Sì, vabbè, ma sul palo la butti in corner e non la fai passare sotto le gambe, voglio dire, un errore clamoroso. Però, ricordiamo che non giocano sui campetti di periferia. Però posso dire una cosa, Scuffetti è un portiere molto efficace, non bada molto all'estetica ma all'efficacia. Adesso ha fatto una parte distinta, non bellissima da vedere, però efficace, quindi bene. Ricordiamo che ha ancora 17 anni questo ragazzo ed è già alla quarta o quinta partita da titolare tra Serie A e Coppa Italia. Dunque io ricapitolo i risultati di Serie D per gli amici che magari sono messi in questo momento in visione e in ascolto. Drò Vittorio Falmec 2-0, Este Fersina Perginese 1-0, Fincantieri Monfalcone Triestina 1-1, Montebelluna Tamai 0-0, Sacilese Giorgione 1-0, San Vitese Belluno 1-1. Ricordiamo che a San Vito si gioca con i 2 guardialine che non sono quelli ufficiali ma sono 2 della società. Unione Ripa Mezzocorona 2-0, San Paolo Padova Pordenone 2-0. Per quanto riguarda l'eccellenza, al momento l'unico risultato quando mancano pochi istanti alla fine dei primi tempi che è cambiato è ISM Gradisca Fontana Fredda 0-1, cioè 1-0 per il Fontana Fredda in trasferta. Naturalmente stiamo cercando di aggiornare tutti i risultati anche dell'eccellenza come ogni domenica. Gemma. Sì, ho dei messaggi da leggere, GP. Bene. Allora, uno dice: ho scoperto da poco la vostra trasmissione, siete molto divertenti, belle entrambe le vostre veline. Dov'è, scusa, il bancone dove vanno coi pattini? So pattinare, devo venire ma manca il bancone. Ecco, scusate, azione di contropiede dell'Udinese, vediamo. Peccato, Perin, ancora una grande uscita di Perin su Muriel, credo in questo caso. Su Bruno Fernandes. Comunque grande uscita. Ecco, volevo ricordare all'amico che ci scrive che le veline di solito sono under 21-22, quindi la Sara ovviamente di pochissimo sì, sono fuori. Questo mezzo 2 lustro. giorni. Prego. Vabbè, allora posso difendere Sara e Pamela? Sì, difendi, ecco, di solito i presentatori hanno i capelli appena tagliati. Assolutamente ecco, no. Non dico altro. Vai avanti. Poi comunque prosegue e dice: Sara ha una voce più bella. Una voce? Sì. Devo Belle le cantare veline anche? tutte e due, però tu hai la voce che più dice bella. che tu hai la voce più bella di Ah, Lara. la voce. Gli facciamo un Grazie. disegnino, GP. Ma velina però, ma chi sei che pensi che sono una velina? Vabbè, andiamo avanti. Vabbè, andiamo avanti. Poi ancora: Sara, sei bella, intelligente, sagace, non cambiare mai. E soprattutto non farti foto vicino al frigo, non ne hai bisogno. E non ho il frigo del mio. E forse hanno scambiato GP per un frigo, non ho capito. Ah, lui dici?
Oggi è la giornata. Oggi è una giornata tua, Giovanni. Degli errori. Vabbè. Ma c'è qualche messaggino per GP? No, c'è un messaggino però per Anastasia che è gettonatissima oggi. Non fare tanta bicicletta, stai anche con il moroso. Mi sa che è lui questo. È lui? Attenzione. Adesso, scusateci, il Genoa proprio al 45esimo accorcia le distanze. Cosa è successo? Queste scene sono clamorose. Cross dalla sinistra del Genoa, colpo di testa nel mucchio davanti a Scuffetti. Dicono a te grande gol. C'è poco da fare, ha preso il tempo a Scuffetti. Era una palla imparabile questa. Grande gol di testa. Sì. Sia l'incrocio dei pali. Veramente imparabile. Azione da Genoa. Cross dagli esterni, Certo. colpo di testa in mezzo. E quindi il primo tempo che si sta concludendo, manca un minuto, proprio all'inizio del minuto di recupero il gol, insomma. Solo un minuto di I recupero. tecnici, Giovanni, direbbero si sono copasi di persone. Sono compassi dei bei soldi, questi sono i tecnici. Anastasia, cosa succede col tuo fidanzato? Lo lasci da solo? Parliamo per appunto andare ad di allenarsi? ciclismo, Sì, eccetera. non dovevamo parlare di ciclismo. Sì, infatti, cosa succede con il tuo fidanzato? Non andate via in bici ad allenarvi insieme? No. Tu dici io prendo, me ne vado. E giustamente ci vuole il mio tempo. Ma ti alleni da sola? Ti alleni insieme a lui? No, in compagnia. In compagnia. Sì, no, ma in compagnia di amici, di altri ciclisti, Di altri di maschi, chi capita, insomma. sì, principalmente maschi. Secondo me è questo No, che è il non moroso c'è, da un non po'. c'è ancora chiarito. Se il tuo fidanzato corre in bici o no? Boh. Si corre dietro. Erano previste queste domande perché no, mi preparavo un attimo. Navigatore. No, magari sai che ci sono alcuni che si allenano con la macchina davanti, non in bicicletta, Sì, non è il ecco. vostro caso. Guida. A lui guida la macchina, quella davanti. No, dietro. no, La quella sua. dietro. Dietro. Vabbè, non si vuole esprimere Domanda di benissimo. riserva? Una domanda di riserva. Oh, ma fai Quanto una ti domanda. alleni? Quanto ti alleni alla Ecco. settimana? Tanto. Quante ore? Tante ore? Sì, un giorno sì, un giorno no, quando il tempo lo permette. Ultimamente poco. Certo. infatti. Più sterrato o asfalto? No, strada. Asfalto, nel senso. No, ma infatti ti chiedo, più sterrato o asfalto? Strada. Strada. Solo strada e senza buche se possibile. Quindi non giri Friuli Venezia Giulia, No. assolutamente poi in questi No, giorni. ma c'è di peggio. C'è di peggio del Friuli? Sì, decisamente. Dici, boh, ne parliamo tra poco perché abbiamo Gemma che ha dei messaggi. Sai, No, Gemma? appunto, era comunque il messaggio era stai più anche con il moroso. Ecco, questo era il messaggio. Poi voi avete sviluppato. Avete Siamo dato partiti. una storia sentimentale comunque. Allora, un altro messaggio dice: anche se la mia Samp non sta giocando, vale la pena guardare l'altra domenica per Sara. Ma chi è questo tifoso della Samp che mi scrive? Ho il numero, Sara, non ti preoccupare, li ho tutti. Allora, Pantò sicuramente di no perché ha Tavagnacco che segue la Graphic Studio. Mi deve mandare l'SMS a momento. Va bene, poi ce n'è un altro, l'ultimo che dice: bravi tutti, ma soprattutto complimenti a Sara, la migliore, firmato Daniele. Daniele? Ti manda un bacino, Ciao, dai. Daniele. Devo mandare un bacino? Ah sì, Ma non lo conosco. Non importa, con la mano, mica devi Ciao, limonarlo, Io domani scusa. faccio un controllo bancario sul conto corrente di Sara, secondo me partono una raffica di bonifici domani mattina. Domani, mio? Dal tuo, dal mio no sicuro, io non pago per essere. Infatti vedi che Io non- Giovanni, cosa ti ho detto io. all'inizio della trasmissione? Cosa hai detto? Ho consigliato un qualcosa. Mi ricordo di questo consiglio. Non si può spiegare tutto. Lo diciamo- lei, guarda caso. No, si beh, è abbiamo tempo, lo diciamo verso la fine. Ma rilanciamo il nostro sondaggione perché è da tanto che non arrivano più i messaggi per consigliare a Pamela che lavoro fare nel suo prossimo futuro. Eccolo qua, e poi ci spiegherà, lei è già esperta in muratura. Un lavoro per Pamela, muratore o agricoltore. Basta che se volete ci potete anche chiamare allo 0432 57 11 15 oppure sms WhatsApp al 348 29 47 672. Sondaggione, ma tu cosa preferisci? Muratore ovviamente. Muratore mi piace. Le piace, sì, lei sa di calcestruzzo, di no, assolutamente, di forattine e di quanto. Beh, si diverte anche d'estate, d'inverno, anche ieri. Ma anche perché d'estate prendi sia il sole che fai lavori, quindi fai doppia cosa. E Poi fai ti attività alleni fisica, anche. e fai attività fisica. Ti alleni Secondo te, Fabrizio, un lavoro ideale per Pamela? Non lo vedo Anche, tanto- anche un altro, voglio dire, magari non serve il Magari muratore. non di fatica, ecco, sì. No, la vedo. Quello che sta facendo credo che sia il suo mestiere ideale. Monica, tu non la vedi come copilota lei? Distrarrebbe troppo il pilota? No, perché?
Ma magari Ci sono delle ragazze veramente belle. Sì, no, non dicevo per quello, magari se viene vestita così uno... Ma sì, che rallegra un po'. Rallegra un po'! Pilota. Cioè, però una volta me l'avevano proposto. Di fare cosa? Di andare a fare un giro in macchina o fare copilota? Sei sicura che non devi andare a fare un giro in macchina e basta? Ti giuro veramente. Ma ha detto guarda, non mi sa niente. Anche perché sai che quando si fa rally si va nei campi. Anche. Anche mi piacciono. Sì, ma il copilota ha sempre una bella borsina dietro ben fornita con Di mazze da spray, baseball, Guanti, quaderni. No, ma attrezzi. Sì, chiaro. Chiavi, cose, la peggio. C'è anche l'istintore lì, no? Sì. Che fuori dalle teste. Sì, infatti. Allora, dopo questa varia amenità di alcun genere, di tutti i generi, anzi, ricapitoliamo intanto i primi tempi della Serie A. Allora, Atalanta-Parma 0-1, Cagliari-Livorno 0-1, Genoa-Udinese 1-2, Juventus-Chievo 2-0 e Sassuolo-Napoli 0-1. Benissimo, noi dobbiamo andare a fare la pubblicità. Giovanni, aspetta un attimo. Pensavo però. quello. Sì. Vieni qua con me. Sì, ai Giovanni. Vieni qua. Si sta emozionando. Sì. Io proprio. Sì. Togli la cartellina. Ok. Giovanni Sì. e la sua tartaruga al contrario vi tanta aspettano roba. fra 4 minuti. Devi vedere cosa c'è sotto. Non mi interessa. Passa prima da In Outlet, spazio aziendale elettrodomestici grandi marchi. In Outlet Friuli, a Pradamano dietro al Bennett, a Roveredo in Piano dietro a Bartolini. Design dinamico e accattivante. La nuova Nissan Qashqai. Tecnologia avanzata e comfort di categoria superiore. Audace, sportivo ed in completo controllo. Rispetto dei limiti di velocità con il sistema di rilevamento segnaletica stradale. Guida in completa sicurezza con Nissan Safety Shield. Massimo controllo in ogni situazione con il sistema di controllo del telaio. Facilità di parcheggio con il sistema di assistenza al parcheggio. Next Generation Nissan Qashqai. In prova presso Sina Nissan, concessionaria esclusiva per Pordenone e Venezia. Sina Nissan, Pordenone, Spilimbergo, Portogruaro, Mestre. Noi vi vogliamo sorridenti. Ottoboni Dental Clinic. Siamo un'equipe di professionisti. Vi offriamo i servizi più evoluti per la cura e la salute del vostro sorriso. Ottoboni Dental Clinic. Le nostre cure dentali sono garantite nel tempo, in un contesto rilassante, per offrirvi il trattamento più efficace. Ottoboni Dental Clinic. Noi vi vogliamo sorridenti. Ottoboni Dental Clinic. Passione per il sorriso. In centro a Pordenone, in piazzetta Ottoboni 4C. Fissa un appuntamento senza impegno telefonando allo 0434 27 28 6. 20 anni. 20 anni di birra, di gusto e di splendide serate. La Cerveseria. Ma che birreria! È la Cerveseria. Squisite specialità come il panin con rosto, la nostra nuova specialità. E poi galletto ai ferri, il mega würstel, lo stinco alla bavarese, il cosciotto e la lubianska. 20 anni di Cerveseria. Tanti tipi di birra per i gusti più esigenti. La Cerveseria in Viale Madonna di Rosa a San Vito al Tagliamento. L'amore per il verde, la passione per i colori. Giardino Fiorito, una vasta scelta di piante e fiori. Il posto ideale per trovare tutti i prodotti per la cura delle vostre piante e la cura del vostro verde. Giardino Fiorito, anche una vasta gamma di piante da orto e stagionali, terricci, vasi in plastica e terracotta. Dove c'è verde, c'è Giardino Fiorito. A Porcia, via Sant'Antonio 18, sulla statale Pontebana. Delizioso! Le pizze, la gastronomia, i mega panini, gli snacks, tutto con i migliori prodotti e tutto direttamente a casa tua, al Buon Gustaio. Se vi siete stufati di cucinare, al Buon Gustaio, tutto pronto. Le pizze con 3 impasti diversi, tradizionale, ai 5 cereali, Kamut, i mega panini, gli snacks, le piadine, le insalatone, al Buon Gustaio. E se fai una festa, ci pensiamo a tutto noi, per banchetti, pranzi o cene, tutto direttamente dove vuoi tu. Chiamaci al Buon Gustaio. Ora sei qui, parte di me. La mia vita adesso sarà più bella, perché io non sarò più solo. Il giorno più importante, Paolo Miotto, stile italiano, la cerimonia, lo sposo, gli invitati, tante proposte per il tuo giorno più importante, il tuo matrimonio. La ricercatezza e l'esclusività per il tuo total look nel giorno più importante. Paolo Miotto, stile italiano, il tuo abito da sposo.
Keep your spirit alive. Nuovo RAV4, da sempre il SUV. Oggi diesel da 23.500 euro. Vieni a provare il nuovo RAV4 presso Carini Auto, concessionaria esclusiva Toyota, Viale Treviso 27A, Pordenone. L'altra domenica lo Sport Triveneto in poltrona. Giovanni, posso darti degli aggiornamenti di Serie D? Un attimo, perché subito abbiamo in collegamento San Vito per San Vitese Belluno. Cleo Fabrao. Pronto? Allora qua è cambiato il risultato, ma è anche cambiato di nuovo adesso. Quindi era andato in vantaggio lo San Vitese 2 minuti fa con Della Bianca, sul bellissimo cross di Fuscello di prima Della Bianca messa sotto il set. Dopodiché, come si chiama, adesso è pervenuto il pareggio il Belluno con Duravia su un bel anticipo al volo e ha insaccato per 2-2. Altra notizia, un altro ragazzo è andato via con l'ambulanza, purtroppo qua oggi la giornata non è felice per gli infermieri e per il dottore, si è fatto male e sembra anche questo al ginocchio abbastanza grave. Nenzi Fabrizio è un ragazzo del 1995. Bene. E poi da quello che si è sentito hanno portato in ospedale il guardialine che si è sentito male. Ma Che giornata sfortunata cosa succede a Prodolone, anzi, oggi? A Prodolone è importante che l'ospedale sia vicino, perché qua è un via vai dell'ambulanza. Ho capito. Va bene nel senso così lato, perché non va bene, però insomma, una giornata particolarmente scalognata. Esatto, partita bella, anche piacevole, purtroppo gli infortuni sono quelli che sono dolenti. Grazie a Cleo Fabrao, ci sentiamo più tardi per ulteriori aggiornamenti, quindi ribadiamo il risultato che a San Vito, a San Vitese, Belluno 2-2, mentre a Monfalcone La Triestina è passata in vantaggio. La Triestina è passata in vantaggio, quindi Fincantieri Monfalcone Triestina 1-2, prego Gemma. No, mi chiedevo, Omar è qui, vero? Non è che è a San Vito a vedere la partita? Perché? Ah no, lui porta gli allegamenti, è vero, non la sfiga degli ospedali. Porta gli allegamenti, di solito. di solito. Comunque c'è un messaggio che è arrivato sempre per Anastasia, veramente gettonatissima. Ecco. Mandano un saluto e poi il messaggio prosegue dicendo: come ti seguo a ruota, ti seguo anche in televisione. Ecco, questo è il tuo, E poi è il tuo collega ciclista sicuramente. E poi un altro: Sara, sei la migliore. Basta, mi mettete in imbarazzo e Giovanni si intristisce poi. Cominciano a mandare dei messaggini qua sotto per GP. Più che altro sono un po' deluso del gusto dei nostri ascoltatori, voglio dire, cioè con tutte le bellezze che ci sono mandano i messaggi a Sara. Vabbè. E poi dove sono gli ammiratori della San Vitese? Ci scrivono sempre. Mi hanno già già fatto? salutata a inizio. Sara, dov'eri? Alla sua età, c'ho un sono dettaglio, Eleonora. passate 2 ore, tu pensi che si ricorda quello che è successo verso le 2:10? Al minuto 5 della trasmissione. Al minuto 5? Sì, come la partita. Ah, Daniele, Sì, giusto, da. adesso mi ricordo. Dunque- Allora, posso aggiornarlo sto risultato della Serie D che L'hai ti già manca? detto? No, la Fenadora 3, mezzo Corona 0. Tripletta. La tua squadra, mezza corona, va benissimo quest'anno. No, sai che io tifo Dro? No, anche mezza corona, siamo Beh, sempre anche in un po' la Trentino. Fersina. Mi divido. Allora, per quanto riguarda invece l'eccellenza, andiamo a darvi i primi tempi, anche se un po' in ritardo, chiediamo scusa, abbiamo avuto problemi oggi, c'è un problema continuo di collegamenti sui campi. Allora, Clamoroso d'Azzano, Azzanese 0, Tolmezzo Carnia 1, Gemonese Chions rinviata. A Gradisca, Fontanafredda in vantaggio sull'ISM Gradisca per 1-0, Cras Repen San Daniele 0-0, Lumignacco Virtus Corno 1-0 e poi tutte 0-0, Manzanese Muggia, Rivignano San Luigi e 13° Charlis Muzzane, quindi un primo tempo veramente da schifo per quanto riguarda l'eccellenza. Prego Gemma. Tu, come abbiamo dato l'aggiornamento prima, mi sa che oggi Robby è meglio che stia al chiosco, perché non c'è verso che questa partita vada bene. Vero Robby? Sì, praticamente seguiremo quella famosa pubblicità di qualche anno fa, no? Sì. Se la squadra ha vinto brinda con Stock, se la squadra ha perso consolati con Stock. L'importante è la fine consolarti. In una maniera o nell'altra. Niente, stiamo perdendo 2-1. Bellissimo gol della Triestina su cross della sinistra, ha fatto ponte Dodeas per Bussi che ha buttato dentro un gran gol, non devo dire. Partita si è incanalata in questa storia così abbastanza, Cristina sta giocando bene, direi. Noi aspettiamo un po' di ingenuità da qualche parte, qualche volta anche in difesa. Però insomma ce la giochiamo comunque, insomma, è logico.
Beh, certo, avete... I valori in campo sono Succede qualcosa? Atteso il nostro giocatore da ultimo uomo, non ha dato neanche fallo. Neanche fallo non ha dato. È andato direttamente sull'uomo senza guardare neanche la palla. Non fallo cattivo, per l'amor di Dio, però fallo intenzionale sull'uomo. Ma niente, succede. Va bene. Mi sente che non ho capito niente in pratica, ma non importa. Mi sente piano. Siete in 10, Roberto? Cosa? Siete in 10? Non ho capito. No. La partita è dove stiamo giocando 11 contro 11 come prima. No, diciamo adesso c'era un contropiede per noi, il giocatore loro è andato sull'uomo, ha fatto un fallo non cattivo, ma fallo c'era netto e non ha e di nuovo adesso l'arbitro mi pare che sta perdendo un po' la partita adesso l'arbitro. L'arbitro non ha considerato fallo, questo è lo scherzo. Si sta un po' incattivendo anche forse. Scusate, certo. ma non vi sento. Va bene, allora lasciamo Roberto Visentini perché c'è veramente tensione, credo, in questo momento a Monfalcone. Naturalmente ci collegheremo con lui nel corso di questo oramai ultimo quarto d'ora della Serie D più ovviamente il recupero. In Serie A si devono ancora cominciare a giocare, no, già cominciati, scusate, i secondi tempi da 30 secondi, non è cambiato nulla per quanto riguarda i campi. L'Udinese, prego Gemma. Ho un aggiornamento molto importante. Allora abbiamo Sara a 4, Pamela a 2 ed Eleonora a 2, credo, perché c'è un ascoltatore che è chiamato in diretta per salutarla. Oh, ascoltiamo il suo fidanzato? Ciao, ciao. Pronto, chi sei? Sono Daniel da San Vito, il grande Ciao, fan Daniel. della Eleonora. Ciao, bellissimo. Hanno evocato che la San Vittese era stata assente per ora, invece... Dai, ma adesso si sono un po' svegliati, anche l'autobulanza è su e giù che Mamma mia! fa la corsa su e giù. Vai. Però è bello anche che ci sono 2 segnaline, uno per di ogni società, di conseguenza dai una cosa un po' diversa, almeno quello dai. Beh, ma non è il massimo che oggi la macchina più utilizzata sia l'autoambulanza a San Vito, no? Non è proprio il massimo della vita. Però dai, ci stiamo divertendo perché è una bella partita, 2 gol per parte. Daniel, ti dobbiamo interrompere, c'è rigore per l'Udinese. Burdissa ammonito. Okay. Ecco. Verrò a trovarli a San Vito, verrò a fare un collegamento a San Vito. Oggi era una promessa del GP che ci aspettavamo. Che non prometti per Eleonora? Io non prometto niente, neanche di me prometto, figurati. Non ho promesso niente. Prima o poi arriverò, Daniel, Ecco, prometto. non c'è niente. Non Ci c'è? aspettiamo a braccia aperte. Allora, Ciao, ti ringraziamo grazie. Daniel. Allora, commentiamo il rigore per l'Udinese, Burdisso a terra in area, un attaccante dell'Udinese che non so chi fosse. Widmer. Nel frattempo Muriel contro Perin. sul dischetto contro Perin. Vediamo cosa succede. Rincorsa, l'arbitro deve ancora fischiare. Muriel è mani sui fianchi, parte Muriel, tiro, gol. 3-1. Spiazzato 3-1, quindi l'Udinese rimette come il primo tempo a posto i gol di... Ha fischiato il classico fallo di confusione. Fallo di confusione. Ci sta. Vediamo se qua fanno vedere. Si chiama fallo alla Chiellini. Fallo alla Chiellini. Burdisso è uno che si attacca. Diciamo che anche la Domizzi dice giustamente Luigi Bigott che non volevo essere di parte. Non è sbagliato. 3-1, le cose si rimettono a posto. Anche se manca tantissimo in Serie A, perché siamo solamente a 3 minuti alla fine. Scusate, a 3 minuti dall'inizio. Mandi Maria e 3 Ponze e via. Questo è uno striscione sugli spalti del Marassi, quindi traduciamo in italiano. Mandi Maria, ciao Maria, 3 Ponze vie. 3 punti via. 3 punti via, eccolo. Allegria. Non sono friulani, cioè non sono... Tu non sei, in inglese come si direbbe? Scusa, in inglese? Cos'è che era? Ciao, hello Mary. Poi? 3 points and let's go. Auf Wiedersehen, grazie. Auf Wiedersehen non è inglese. Vabbè. In Serie D, pareggio della Fersina, Este 1, Fersina 1. Bene. Bene per la Fersina. Bene per la Persina. Quindi ricapitoliamo, quando mancano oramai 10 minuti alla fine delle partite proprio della Serie D,
Drò Vittorio Falmec 2-0, Este Fersina Persinese 1-1, Fincantini Monfalcone Triestina 1-2, Montebelluna Tamai, il Tamai con la nuova guida di Agostini tiene lo 0-0 a Montebelluna in questo momento, Sacilese Giorgione 1-1, San Vitese Belluno 2-2, Unione Ripa Mezzocorona 3-0, San Paolo Padova Pordenone 2-1. Giovanni, scusa, è importante perché il Chievo ha corso di distanza a Torino, dunque Juventus 2, Chievo 1. Sai chi ha segnato? Adesso te lo dico appena che ripassano la linea cookie. Benissimo. Eccezionale, ringraziamo Mamma Rai che ci, anzi Mamma Radio Rai che ci dà. Nonna Rai, nonna Rai. Radio, perché la mamma è televisiva, fa 90 anni la radio quest'anno. Bene, invece a Elena fa? 25 anni, che bello, dice anche in diretta, di solito le donne dicono ma non si dice più. 26 quasi, dai. Fa il secondo gol. Cosa è successo? Sono a te a 1 centimetro dalla doppietta personale, di testa sempre. Vediamo. Invece un grande colpo di testa ancora. Meno male che ha lambito il palo, ma era sulla traiettoria. Sì, però. è sulla traiettoria. Qua, ecco, questo è il replay del calcio di rigore, del fallo in aria. Fallo. Comunque l'arbitro era proprio dietro, Sì, c'è da dire quello. l'ha guardato, Lo stava guardando. L'ha seguito, infatti. Ha seguito la palla, ha seguito il movimento in aria. Elena, so che tu sei appassionatissima di calcio. Soprattutto un grande tifoso a casa dell'Udinese che è mio papà. Sì. Approfitto per fargli auguri che oggi compie gli anni. Ah, l'auguri del papà di Elena. Tanti auguri, papà. Come si chiama? Claudio. Ciao Claudio, tanti auguri. Vedi che porta bene averla figlia in studio, visto che stiamo vincendo a Genova per 3-1. Ma ogni tanto vai anche tu a vederti le partite o proprio non te ne può? No. No, anche perché lui soprattutto va in bar con gli amici, si trova lì, quindi grandi Sarebbe pomeriggi. No, forse no. Però magari per lei. gli amici gradirebbero anche la presenza di Elena. No? Cosa dici? Penso di sì, dai. Pensi di sì, eh? Io mi ricordo di Elena che nel 2009, in una nostra trasmissione estiva, lei era giovanissima, ti ricordi? Eri proprio una ragazzina. Sì, non che sei vecchia adesso. Eri proprio all'inizio e partecipò a Summer Box. Partecipò a Summer Box. 8 rete della Juve, infatti mi sembrava strano che potesse segnare il Chievo, se lo sono fatti da soli. Li segniamo solo noi gol. Siete bravissimi. Tutte le porte. 18 agosto per l'onomastico. Sì, Sant'Elena, giusto? Luigi sa tutto, sa anche le date degli onomastici. Santa Sara, sempre, tutti i giorni. No, chi ti sopporta è santo, più che altro, tutti i giorni. Vabbè. Nel frattempo a Genova prosegue la partita, mi sembra che l'Udinese stia tenendo bene il campo, vero? Sia l'avvocato che Luigi. Sì. No, beh, è partita con di slancio, con questo rigore trovato, insperato, anzi, possiamo dire così. Bene, in questo momento è il Genoa che deve fare necessariamente la partita. È un Genoa che non sta esprimendo un gioco all'altezza, va a sprazzi, va con questi cross in area cercando la testa di Gilardino o dei centrocampisti a rimorchio di Gilardino. Certo. L'unico modo per fare gol è questo per il Genoa. L'Udinese sta chiudendo bene, riparte e quindi fa male nel contropiede. Quindi potremmo aspettarci altre occasioni da parte dell'Udinese. Luigi, nonostante abbiano giocato martedì, diciamo che hanno giocato a Firenze, lasciamo stare il risultato finale, hanno giocato molto bene e soprattutto hanno corso tanto. Mi sembra che sia messo meglio l'Udinese atleticamente in questo momento che il Genoa. Sì, ma sì, perché anche il Genoa dimostra di giocare molto male. Ma può darsi anche perché è l'Udinese che li fa giocare male e li mette in difficoltà. Sì, è sempre però difficile volevo ritornare sul punto del rigore. Probabilmente l'arbitro era talmente messo bene perché non si inventa un rigore altrimenti. In più a Genova, cioè non era a favore del Genova, a favore dell'Udinese. Poi una cosa, questi sono dei rigori che in Europa ti danno sempre contro, infatti ha usato un metro europeo. Esatto. In Italia invece quando noi usiamo molto la trattenuta in aria, diciamo che ci sono questi fari di confusione che puoi dare o non dare anche se li vedi. E poi un'altra cosa, in Europa ti puniscono sempre. Poi un'altra cosa, anche la simulazione nel campo europeo ti colpiscono sempre, ti ammoniscono. Qua lasciano un po' correre, fanno la scena. È un anticalcio. Sì. Certo. È una consuetudine tutta italiana che all'estero non trova invece applicazione, sicuramente. Non viene seguita. Bene, comunque a Udine, a Genova, scusate, sono passati 8 minuti e 30 secondi in pratica. Udinese, ricordiamolo ancora, come vedete anche in sovraimpressione, sta vincendo per 3-1. Invece sugli altri campi, a parte il gol del Chievo, adesso protestare quando ha fischiato l'arbitro rischi di essere espulso. Basta, no? Ha fischiato. Proprio basta, no? Basta, poteva bastare. Sono come i ragazzini altrimenti.
Allora, riepilogo della Serie A dopo più o meno 10 minuti, Pamela. Atalanta-Parma 0-1, Cagliari-Livorno 0-1, Genoa-Udinese 1-3 e Juventus-Chievo 2-1, Sassuolo-Napoli 0-1. Bene, per quanto riguarda la Serie D aspettiamo ancora, a meno che non ci siano gol, 5 minuti, in quanto ricordiamo che la Serie D comincia alle 14:30, quindi più o meno tra 5 minuti finisce. Prego Luigi. Volevo dire un'altra cosa anche. Adesso a che minuti che giocano? 10 minuti? 10 minuti. Ecco, pensate che panchina ha l'Udinese. Sì. Ma tutti con veloci, Beh, di Natale sicuro. Berkic. Sì, sono più di. Sono 2-3, e Lopez? Sì. Gabriel Silva anche. Sono... Sì. No, ma in questo momento è messa bene, ecco. Sicuramente ha dovuto anche gestire le energie, perché si è giocato martedì una partita anche sotto il profilo del dispendio energetico è stata veramente importante. Poi la mossa tattica che ha contribuito anche un po' bene per l'Udinese, con Basta dall'altra parte. Assolutamente, infatti questo non l'abbiamo detto, ma è vero, questa è una cosa, infatti non a caso Basta poi ha fatto anche gol, quindi è stato premiato nelle sue scelte Guidolini. Anche perché Basta gioca con tutti e due i piedi. Sì. Gioca con tutti. E questo... Attenzione, guarda, ecco, questa è una grandissima contropiede. Muriel che va via. Sbagliano, cerca l'esterno destro per anticipare la giocata per Bruno Fernandes, ma viene anticipato dal difensore. Questi però sono errori clamorosi per un giocatore dai piedi buoni come Muriel, voglio dire, no? Sì, perché siamo in un momento in cui la partita deve essere chiusa, no? Sì. Perché se il Genoa trovasse in questo momento un altro gol, il 2-3, chiaramente si rimetterebbe tutto in discussione. È il momento di chiuderla, adesso l'Udinese deve essere brava e cinica nel trovare il quarto gol. Forse, come dice sempre, anche perché il Genoa sta lasciando delle parterie. Ecco, Juventus 3. Quindi in questo momento cambia Llorente 3-1. Grande Luis Muriel come è andato via, poi un po' meno come ha servito al centro Fernandes. Ha cercato questo ha colpito di testa. Peccato. L'idea era buona. Sì, una buona idea. Solo l'idea. Comunque è vero, la panchina udinese annovera dei giocatori, tralasciando Di Natale che tutti conosciamo. Nico Lopez è un giocatore del 93 che diventerà un grandissimo attaccante, c'è Mike Oswell. Sono 5 giocatori che fanno i 100 metri in 11 e anche meno di 11, il che vuol dire per le altre squadre correre. Nonostante sta vincendo 3-1, l'Udinese costantemente in questo momento sta meritando la vittoria. Attenzione Scuffetti in uscita. Scuffetti dimostra di uscire anche dalla propria area, di spazzare, ha una buona tecnica di base con i piedi, che è una cosa importante per un portiere moderno, e dà nel complesso fiducia alla retroguardia dell'Udinese. Certo. Adesso vediamo se riescono a comunicazione, fare una esatto. Avevo appena detto, incredibile, ma questa è la difesa, non è Scuffetti. Avevo appena finito. Ai. Bene, poi bisogna dire anche un'altra cosa, dimostra di avere una certa dose di fortuna, no? Sì. Di C. Comunque qua l'errore clamoroso, vediamo chi è. Rientrano in partita loro, cavolo. Livorno 2, Cagliari 0. Allora, ricapitoliamo la Serie A mentre abbiamo rischiato forte a Genova, colpo di testa fuori di Gilardino. Prego Pamela, non era Gilardino ma non importa. Atalanta-Parma 0-1, Cagliari-Livorno 0-2, Genoa-Udinese 1-3, Juventus-Chievo 3-1, Sassuolo-Napoli 0-1. Ecco, lì era un altro rigore. Domizzi. Non a caso Domizzi. Domizzi è un classico che in area di rigore comunque attenzione, non puoi chiamare la palla, cioè il portiere a 5 metri, tu hai la palla lì tranquillo, chiami il portiere che venga fuori quando l'avversario è dentro. E per di più sappiamo che non può prenderla con le mani. Allora un po' anche il difensore, pollo tra parentesi. Vabbè, può succedere. Nel frattempo una munizione per un giocatore dell'Udinese. Aggiornamenti in Serie D, pareggio del Vittorio Falmec, draw 2, Vittorio Falmec 2. Esattamente come primo tempo, arrivano a 2-2 a 2-2 arriva di gol qui su Datasport. Vabbè, allora ricapitoliamo la Serie D, draw Vittorio Falmec 2-2, Este Fersena Perginese 1-1, Fincantieri Monfalcone Triestina 1-2, Montebelluna Tamai 0-0, Sacilese Giorgione 1-0, San Vitese Belluno 2-2, Unione Ripa Mezzocorona 3-0 e San Paolo Padova Pordenone 2-1, linea Gemma. Sì, no, scusami, stavo guardando, suonava il telefono, ho scritto Alberto Comisso.
Alberto. Alberto non è in Repubblica Ceca. all'estero. Alberto è in Repubblica E Ceca. adesso gli rispondo. Intanto ti passo Cleofa che ha delle importanti novità da Perfetto. darci. Collegamento con San Vito Attaccamento, Cleofa Brao, prego. Pronto, allora passato in vantaggio da San Vitese 3-2, il 43esimo con Fuscello sul passaggio smarcante di Della Bianca. La partita sta portando al termine, l'arbitro bravo senza i due guardialine, la San Vitese sta portando a casa un grosso risultato, molto importante per la sua classifica. Quindi in questo momento San Vitese 3, vediamo cosa ha deciso l'arbitro, niente. Benissimo. Mette di fatto in area San Vitese. Grazie Cleofa, nel frattempo stiamo seguendo l'Udinese, grandissima parata di Scuffet. Citato, è stato espulso Gasperini, È stato espulso anche grande parata di grandissima parata di Scuffet, grande reazione, colpo di Reni si dice in questo caso, Genoa in questo momento è tambureggiante. Tambureggiante. Comunque ci mette il cuore. Raddoppio del Napoli. Doppio del Napoli per il nostro Vittorio. Vabbè, la camera ben si felice. spara sulla Croce Rossa in questo momento. Reggio Qui in questo Emilia. caso rischia molto il Genoa, perché un contropiede qua ci sì, sta. ma bisogna metterli dentro. Sta giocando tutto per tutto il Genoa in questo per momento. D'altra per cercare di parte accorciare manca le mezz'ora, distanze. si buttano in avanti e cercano appunto almeno di fare il 3-2, no? Che riaprirebbe, come diceva prima l'avvocato, la partita, mentre un altro break dell'Udinese, Badu sulla destra, Widmer, vediamo cross al centro, niente, corner. Ribadiamo il risultato, a Genova l'Udinese vince per 3-1 l'Udinese sul Genoa per 3-1 appunto. Bellissima questa parata di Scuffet. Prego Gemma. Sì, allora, aggiornamento per quanto riguarda Triestina e Caltirimo Falcone, scusa, non ricordavo la partita, siamo 2-2, tra poco ci colleghiamo con Roby. E mentre siamo Italia-Repubblica Ceca, quant'è la partita? Non lo so. Non lo so, ce lo dice Alberto Commisso? Vabbè, Alberto! cioè, non ci leviamo Ragazzi, buongiorno. Sì, Sei no, ma voglio peggio dire, di Omar, Alberto, neanche in ferie ci dai pace. cioè, finalmente la domenica siamo tranquilli, sereni, niente, dobbiamo averti qua anche oggi. Ma ci mancherebbe altro, insomma, alla fine, guarda, io posso andare anche in capo al mondo, ma rimanete sempre nel cuore, no? E quindi, insomma, ci colleghiamo sempre, no? Allora, dici da dove c'è questo collegamento così. E facciamo un bel collegamento da Ostrava. Sono qua da giovedì, da Ostrava, al confine con la Polonia, al confine con la Polonia, siamo a 15 km dalla Polonia addirittura. E tu stai Ho seguendo affrontato un che bel partita, viaggio. scusa? Sto seguendo il Baník Ostrava con lo Sparta Praga, è una sfida testa coda, quindi ex Sparta primo in classifica e il Baník Ostrava ultimo in classifica. Bene, il risultato attualmente cos'è? Il risultato è in pareggio ancora, perché qua hanno un orario molto particolare, cominciano sul tardino, no? La giocano in notturna per caso? No, tardo pomeriggio cominciano. Alla notturna ci pensiamo dopo in altro modo. Il terzo tempo? Il terzo tempo lo reggono? Ma ci mancherebbe, insomma. Ascoltate invece. Sì, ragazzi, invece vi volevo fare un collegamento particolare con Eva, che è qua con me, che è un'amica di Giovanni, no? Sì, no, allora, è mia, chiaramente, sì. Hai sentito con te? Lei è una ragazza autoctona, no? proprio dalla Repubblica Ceca, e con Giovanni, fra me e Giovanni è nato insomma proprio un sodalizio incredibile. Allora aveva piacere di salutarvi tutti, no? Bene. Adesso siamo qua. Ecco, ve la passo, così fa 4 saluti. Parliamo con Eva dalla Repubblica Ceca. Ragazzi, un abbraccio a strani tutti, ci gesti sentiamo alla in studio. prossima. Alberto che riguardano Ciao. te, ma non importa. Vabbè. Allora, Eva. Pronto? Buongiorno. Pronto? Senti, come Ciao, si sta? come va? Sì, bene, si sta meglio in Repubblica Benissimo, Ceca o in guarda. Italia? Senti, come state? Tutto bene? Tutto bene, grazie. Saluta i tuoi amici che gli hai stati in Italia, i tuoi amici di San Vito. Sì. Ecco. Bene queste telefonate, eccezionali. Va bene. No, perché mi sento malissimo, non so perché. Ma guarda, tutti ci sentono male oggi, non preoccuparti, purtroppo va così oggi pomeriggio. Ringraziamo Alberto Commisso. Sì, dimmi Eva. Giovanni, Sì.
Senti, ti aspettiamo anche te, sai, qui prossima volta, Sì, mi guarda, raccomando. alle 5 partiamo, siamo su per le 8:30, 9. Perfetto, già prenoto l'hotel, ok? Va bene, grazie a Vi saluto, un abbraccio, ciao. Ciao. E allora, so che sono arrivati, sì, ci mancava il collegamento con la Repubblica Ceca, mancava, prego Gemma. Sì, voglio dire, sai che Alberto e Omar, detto l'incubo, non si lasciano mai stare. Anche quando non lavorano sempre. È arrivato un aggiornamento che riguarda invece Fontana Fredda. ISM Gradisca ha pareggiato, quindi siamo 1-1. Sì. E poi sono arrivati un po' di messaggi che volevo leggere. Uno dice: Giovanni, ci devi dire se Pamela la tieni in trasmissione o no, o te la fai scappare. Io personalmente la vorrei, e tu? Giovanni, c'è bisogno di chiedere. No, beh, non c'entro io. Andiamo avanti? Sì, no, volevo la risposta. Andiamo avanti la risposta. Ah, andiamo avanti, sì. Benissimo. Poi è arrivato un altro messaggio per Sara, è sempre tifoso della Sampdoria. È sempre tifoso della Sì. Sampdoria? Ha detto che per la Sampdoria deve aspettare, ma meno male che c'è Sara. Allora Intanto. ciao tifoso Secondo della me Sampdoria. questo è quello di prima che gli è ripartito il messaggio in No, automatico. è diverso, Perché poi ha devi scritto su essere WhatsApp. così antipatico? Ha scritto su WhatsApp, prima era un Hai SMS, visto? quindi è Vedi i un'altra soldi. cosa. WhatsApp, È esatto. scritto su WhatsApp. Andiamo avanti. Non finire i soldi per me. ci sono Poi, fidanzata. Giovanni, quando vediamo Pamela più chiacchierona? Durante la diretta e per il sondaggio la Pam va bene in tutti i modi, ma meglio se presentatrice. Quindi da domenica prossima avremo 2 presentatrici e un presentatore. Ma io starei anche volentieri a casa, Vabbè, andiamo avanti. E poi un altro messaggio che è l'ultimo, dice: carinissima la ragazza vestita di nero e molto brava e spigliata. Ciao, grazie. Aspetta, ce ne Ragazza, sono 2. ragazza. Ce ne sono 2 però. Di nero, c'è Leonora vestita di nero. Hai capito? Cioè, non sei l'unica vestita di nero. E sai che io sono egocentrica? No, ha detto ragazza, però hai ragione. E loro cosa sono? È più loro due, dico. Scusa, queste cosa sono? Dico, più loro di me, questo intendevo. Quindi? Quindi non si sa, farli riparlare, dopo vediamo. Dare i numeretti. Tutti in nero siete. È quello dell'ambulanza, guarda. Quello di San Vito. Non sono in nero quelli dell'ambulanza. Semmai si potrà confondere con Pamela quelli dell'ambulanza. Allora, 16:20. Ci sono novità in Serie D? No? Sembrerebbe di no, ma riaggiorno. Dobbiamo aspettare appunto il finale della Serie D. Allora facciamo così, diamo l'ultima barra pubblicitaria in questo momento, cerchiamo di avere tutti gli aggiornamenti per quanto riguarda i finali di Serie D, che le partite stanno finendo, i recuperi sono già finite. Se non abbiamo avuto notizie da Padova, credo caro avvocato che a Padova col nulla si è andati a perdere. E allora Sara, la pubblicità. 4 minuti e poi torniamo con l'altra domenica allo Sport Triveneto in poltrone con tutti i finali di Serie D. Passa prima da In Outlet, spazio aziendale elettrodomestici grandi marchi. In Outlet Friuli, a Pradamano dietro al Bennett, a Roveredo in Piano dietro a Bartolini. Design dinamico e accattivante. La nuova Nissan Qashqai. Tecnologia avanzata e comfort di categoria superiore. Audace, sportivo ed in completo controllo. Rispetto dei limiti di velocità con il sistema di rilevamento segnaletica stradale. Guida in completa sicurezza con Nissan Safety Shield. Massimo controllo in ogni situazione con il sistema di controllo del telaio. Facilità di parcheggio con il sistema di assistenza al parcheggio. Next Generation Nissan Qashqai. In prova presso Sina Nissan, concessionaria esclusiva per Pordenone e Venezia. Sina Nissan, Pordenone, Spilimbergo, Portogruaro, Mestre. Noi vi vogliamo sorridenti. Ottoboni Dental Clinic. Siamo un'equipe di professionisti. Vi offriamo i servizi più evoluti per la cura e la salute del vostro sorriso. Ottoboni Dental Clinic. Le nostre cure dentali sono garantite nel tempo, in un contesto rilassante, per offrirvi il trattamento più efficace. Ottoboni Dental Clinic. Noi vi vogliamo sorridenti. Ottoboni Dental Clinic. Passione per il sorriso. In centro a Pordenone, in piazzetta Ottoboni 4C. Fissa un appuntamento senza impegno telefonando allo 0434 27 28 6. 20 anni. 20 anni
di birra, di gusto e di splendide serate. La Cerveseria! Ma che birreria! È la Cerveseria! Squisite specialità come il panin con rosto, la nostra nuova specialità. E poi galletto ai ferri, il mega würstel, lo stinco alla bavarese, il cosciotto e la lubianska. 20 anni di Cerveseria, tanti tipi di birra per i gusti più esigenti. La Cerveseria, in Viale Madonna di Rosa a San Vito al Tagliamento. L'amore per il verde, la passione per i colori. Giardino Fiorito, una vasta scelta di piante e fiori. Il posto ideale per trovare tutti i prodotti per la cura delle vostre piante e la cura del vostro verde. Giardino Fiorito, anche una vasta gamma di piante da orto e stagionali, terricci, vasi in plastica e terracotta. Dove c'è verde, c'è Giardino Fiorito. A Porcia, via Sant'Antonio 18, sulla statale Pontebana. Delizioso! Le pizze, la gastronomia, i mega panini, gli snacks, tutto con i migliori prodotti e tutto direttamente a casa tua, al Buon Gustaio. Se vi siete stufati di cucinare, al Buon Gustaio, tutto pronto. Le pizze con 3 impasti diversi, tradizionale, ai 5 cereali, Kamut, i mega panini, gli snacks, le piadine, le insalatone, al Buon Gustaio. E se fai una festa, ci pensiamo a tutto noi, per banchetti, pranzi o cene, tutto direttamente dove vuoi tu. Chiamaci al Buon Gustaio. Ora sei qui, parte di me. La mia vita adesso sarà più bella, perché io non sarò più solo. Il giorno più importante, Paolo Miotto, stile italiano, la cerimonia, lo sposo, gli invitati, tante proposte per il tuo giorno più importante, il tuo matrimonio. La ricercatezza e l'esclusività per il tuo total look nel giorno più importante. Paolo Miotto, stile italiano, il tuo abito da sposo. Spirit Alive. Nuovo RAV4, da sempre il SUV. Oggi diesel da 23.500 euro. Vieni a provare il nuovo RAV4 presso Carini Auto, concessionaria esclusiva Toyota, Viale Treviso 27A, Pordenone. L'altra domenica lo sport triveneto in poltrona, volevo dire in parola, volevo dare la parola a Omar perché Giovanni ti sei perso il gol dell'Udinese, allora vediamo Omar, prego, commenta. Del Genoa. Del Genoa. Al 27esimo del secondo tempo è cambiato ancora il risultato a Marassi, Genoa 2, Udinese 3. Come è andato il gol? Come è stato il gol? Avvocato, non l'hai visto? Non l'ho ancora visto. Non l'ho ancora visto, va bene. Comunque ero in prego. Allora, Cagliari Livorno 1-2. 1-2, però di a tutti gli amici che ci stanno ascoltando a che minuto ha segnato il Genoa, quello che hai detto a me. Al 69esimo. Esatto, non al 27esimo del 22esimo del secondo tempo, ma al 69esimo. Vabbè, ha fatto i conti. Ecco, ha fatto i conti. Brava Sara, anche tu non sai più cos'è il 69. Prego! Siccome eri sparito, pensavo che ti avessero arrestato, ho chiamato l'avvocato. Sì. Oggi no. No. Comunque c'è Riccardo Riemi in collegamento. E allora Riccardo da Padova, siccome non ti sentiamo e la partita è finita, immagino che sia finita. Sì, immagini bene, anche perché appunto il risultato finale della partita è San Paolo Padova 2, Pordenone 1. Un secondo tempo dove il Pordenone, nonostante l'ingresso di Zanardo e Maccanna, non ha fatto un tiro in porta. Anzi, addirittura ha rischiato più di fare il terzo gol il San Paolo che non il Pordenone 2-2.
Si è complicato notevolmente adesso il campionato per il Pordenone, adesso non potrà sbagliare più niente, sperando di riuscire ad andare a vincere lo scontro diretto tra 2 settimane. Cosa dire? Forse è stata sbagliata l'impostazione della partita, in questo caso forse il buon parlato ha qualche causa in questa sconfitta. Comunque ti passo l'avvocato Mazzarella, che forse sarà un po' più duro nei confronti dell'allenatore. Diciamo. Sì. Te lo passo subito, ecco te. Benissimo, allora nel frattempo l'Udinese sta rischiando tantissimo. Giovanni, 2 mesi fa ho detto che la società ha 10 come voto, quindi se la società non vince il campionato un responsabile dovrà esserci. I giocatori stanno dando il massimo, mi sembra che cerchino nel limite di quelle che sono le loro possibilità fisiche oggi di dare il massimo. Non posso dire niente a nessun giocatore che non si sia impegnato, che non abbia cercato di fare qualcosa di positivo, quindi un responsabile deve esserci di 7 punti sul campo di distanza tra Marano e Pordenone, perché sono 5 in classifica, ma io i punti dati dalla federazione non li conto, sono 7 punti sul campo e mi sembra, e lo dico da ex direttore sportivo, che tra Pordenone e Marano non ci siano assolutamente 7 punti sul campo di differenza, quindi qualcuno dovrà rispondere di questo fatto, non certo la società, perché la società, la squadra era fatta, la squadra è forte per poter vincere il campionato, ma ho visto anche oggi la squadra in difficoltà dal punto di vista fisico, anche l'allenatore in confusione e soprattutto con questi lanci lunghi con la difesa già piazzata e anticalcio, perché devi cercare, se vuoi cercare di vincere una partita, non sulle fasce laterali. La squadra in 90 minuti non è mai andata sulle fasce laterali, quindi insomma c'è un qualcosa da rivedere. Avvocato, conoscendo il carattere del presidente, abbiamo prima sentito in diretta il carattere del presidente del Marano, c'è bastato, conoscendo anche il carattere del presidente del Pordenone Lovisa, pensi che possa succedere qualcosa o no? Ma non lo so, solo che oggi come oggi sulla piazza chi prendi? Punto di domanda. Ed è un momento, a questo punto io aspetterei, se io fossi il presidente, aspetterei lo scontro col Marano, però tu mi puoi dire, se lo perdi passi a -8, che sarebbero -10 sul campo, e il campionato è finito, quindi non è una decisione facile. Cosa vuoi? Non lo so. Non è una anche decisione tu saresti indeciso da dirigente? No, io non sarei indeciso, te lo dico subito. Perché io quella volta assieme a Rigo abbiamo deciso con l'avvallo di Setten di cambiare allenatore e avevamo 7 punti di vantaggio sulla seconda. Quindi io non sarei indeciso, io saprei già cosa fare. Cioè, un tagliateste sei tu. No, non è che sono un tagliateste, sono uno che vede forse un po' più avanti. Certo. Però ti dico, se la squadra non reagisce, se la squadra ha difficoltà anche dal punto di vista fisico, qualcuno dovrà rispondere. Va bene. Non può mica rispondere il presidente, mica il presidente li allena, mica il presidente va in campo. Sì, questo è vero. Allora il presidente deve fare in modo di fare la gestione economica e di fare una squadra forte. La squadra non è inferiore, la rosa del Pordenone non è inferiore a nessuno. E non è inferiore tantomeno al Marano, quindi se sei a 7 punti sul campo qualcuno avrà sbagliato qualcuno. Benissimo, grazie avvocato, grazie. È inutile, io adesso al telefono non posso dirti dove uno sbaglia, cosa fa eccetera, chiaro. Però ti ripeto, non ci sono 7 punti di svantaggio tra la rosa del Pordenone e del Marano. Questo è molto... Perché i punti regalati dalla Lega per me non contano, io guardo quello che è venuto sul campo. Il Marano è avanti di 7 punti. Questo non può essere. Avvocato, ti ringrazio. Grazie a te Giovanni. Grazie all'avvocato Mazzarella, grazie a Riccardo Riem. Dobbiamo però sottolineare il campionato incredibile a questo punto del Marano, perché se andiamo a vedere i dati, una squadra che vince tutte le partite, tranne una che è lo scontro diretto col Pordenone, persa e pareggia 2 volte, dobbiamo dare atto al Pordenone, che c'è una squadra veramente superiore in questo momento sotto il profilo dei numeri. Quindi il più grande avversario del Pordenone in questo momento è la classifica e lo score del Marano.
è il momento di stare uniti, di ricompattare i ranghi, di serrare le fila, ripartire e sperando che questo trend del Marano non continui, perché a un certo punto il Marano inizierà a perdere qualche punto. Non potrà vincere tutte le partite. Pareggio del Genoa con Gilardino, incredibile, un batti e ribatti in area di rigore. È incredibile, l'Udinese si è fatta riprendere dopo essere stata in vantaggio 2-0 e 3-1. L'Udinese che negli ultimi 10 minuti era completamente in balia del Genoa. Incredibile, un grande carattere del Genoa. Però ti do una buona notizia per il calcio femminile, mi è appena arrivato adesso il risultato di Serie A, la Grafistudio ha battuto il Valpolicella in casa per 8-0. Facile battute sul Valpolicella, ma andiamo avanti. Prego Gemma. Giovanni, un altro risultato. Allora, prima Pamela. Atalanta-Parma 0-3. Quindi il Parma va ad asfaltare l'Atalanta Bergamo. No, vinceva. Guarda, 0-3. No, vinceva l'Atalanta, aveva fatto col Molinaro. 1-3 allora, Atalanta-Parma. No, Atalanta 0, Parma 3. Sì. Il Cagliari aveva accorciato di distanza. Sì, il Cagliari. Allora, prego. per quanto riguarda l'eccellenza, ISM Gradisca Fontana Fredda 2-1 e poi abbiamo Cleo in collegamento perché la partita è finita a San Vito. E allora riassumiamo quello che è successo a San Vito Tagliamento con Cleo Fabrao. A te la linea, Cleofa. Allora qua è finita 3-2 per la Sanvitese, grande vittoria di cuore, grande prestazione di cuore soprattutto. La Sanvitese è vittoriosa dopo la partita persa purtroppo con l'ultima classifica a Fersina, ma oggi si è rifatta alla grande. Ecco, vorrei sapere a studio, qua tutti mi chiedono il Pordenone, com'è terminata? 2-1 per il San Paolo Padova. Adesso devono stare tranquilli purtroppo, peccato. Ecco, quindi la prestazione di cuore dei ragazzi di Musegna oggi hanno fatto quel qualcosa in più che magari Belluno tecnicamente dimostrava di essere superiore. Ecco, qui da San Vito vi saluto, ci sentiamo. Benissimo, grazie Cleo Fabrao, grazie ancora. Vittoria fondamentale questa per la Sanvitese. Vittoria fondamentale, certo. 3 punti fondamentali per la Sanvitese. Molto, anche perché danno carica, danno morale. Ma anche perché, a parte lo scivolone di domenica scorsa, veniva da una serie di vittorie. Di vittorie, ha vinto esatto, a Trieste e soprattutto. E poi il Monfalcone ha perso invece. Pareggio 2-2. Vediamo se ci confermano il risultato. Gemma, prego. Dovrebbe essere terminata. No, siccome sono arrivata una scarica di messaggi, volevo leggere alcuni. Sì. Allora, innanzitutto è arrivata la precisazione per i complimenti per la ragazza in nero erano ovviamente per quella seduta sullo sgabello, appollaiata sullo sgabello. Vinto, come la Juve. Che non si confondesse con te che hai le cuffie nere, no? Anche lui ha lo sgabello, però è vero. Però poi è arrivato un commento anche calcistico, dice PN Calcio game over, ennesimo campionato con vari fenomeni, marea di soldi spesi, marea di debiti e solito fallimento. Ottimista questo ascoltatore, vabbè, poi. Ancora, brava Sara, dai un sorriso alla nostra domenica pomeriggio. Complimenti per la vostra trasmissione. Bravo il conduttore, firmato Simone di Portogruaro. È tuo cugino? Simone no, di Pordenone sì, di Portogruaro non conosco. Non è tuo cugino, l'hai pagato? No, non ho cugino. Hai offerto da bere? Niente. Io ho San Tagliamento, a Sevegliano. Hai a un'altra Trieste, scheda telefonica? No, niente, vabbè. Allora... Siamo dappertutto, ma non a Portogruaro. No, forza Giovanni. Va bene. E poi aspetta, ce ne sono ancora. Come vorremmo vedere Pamela presentare assieme a Giovanni il dopo partita dei mondiali di calcio, addirittura, che si svolgeranno da maggio in poi. Una bella cosa nostrana per il Triveneto. Sì, c'è il piccolo problema che tantissime partite si giocano a mezzanotte, quindi no, dopo partita in realtà lo farei volentieri con Pamela, ma non in televisione. Te l'hanno chiesto, ma il cachet era troppo basso e hai detto di no, vero? Apertamente, no? Tienilo nascosto. Almeno non davanti al suo papà. Sì. Insomma, no? Ma non c'è problema, tanto sa che sono una persona inerme oramai, quindi prego. E ancora un saluto e un bacione ad Anastasia, dal ciclista che condivide molti splendidi giri e tante migliaia di chilometri in tutto il Friuli e oltre, firmato M. Adesso io vorrei dire, non sta mai col fidanzato. No. Un sacco di complimenti, scusa Anastasia, ma io... Buca il video, sono Anastasia. cose che non si svelano. Anastasia buca il video. Ma c'è anche tanti fans. 10.000 chilometri assieme con questa 10.000 chilometri. Allora. E non sta mai col fidanzato.
E non è il fidanzato. Ecco, e non è il fidanzato. Aia. Beh, quando si pedala, voglio dire. Non c'è tempo. Si pedala in bicicletta, sottolineiamo, perché so che tu pensi Io? sempre, sì, esatto. La Gemma? La Gemma, Che sì. maliziosa. Assolutamente. Assolutamente Molto no. più di me. Poi Basta, vi lascio la Basta. parola Ti per do un un po'. risultato: Montebelluna 1, Tamai 2. grande sai vittoria. che Datasport Agostini in panchina. Grande vittoria. Il papà esulta. Il papà esulta? Perché il papà è di Montebelluna. Quindi no. Esulta perché ha perso. Beh, avvocato, arriva De Agostini, che era già stato invocato da tanto tempo al Tamai. Sono contento per Stefano. Inizia con un grande debutto, speriamo che riesca a portare alla salvezza il Tamai. Squadra e società seri, quindi speriamo tutti che il Tamai si salvi, iniziando così con una vittoria tra l'altro su un campo difficile come quello di Montebelluna. Sicuramente un inizio importante e un inizio positivo. Certo. Stavo osservando... Osserviamo il Genoa, perché sì, nel momento in cui Gasperini ha fatto entrare la seconda punta di ruolo che è Calaiò, la partita è cambiata. Sì. Quindi adesso, anche sospinti dal pubblico dalla grande curva del Genoa, sì, poi c'è tantissima gente allo stadio, mi sembra veramente che si sepa, pieno, no? sì, esattamente dietro la porta dove sta attaccando il Genoa. Attenzione, ancora il Genoa vicino al gol della vittoria, sempre con Gilardino. Giocare adesso con 2 punte in area, con i cross, per il Genoa sta mettendo in grandissima difficoltà la difesa udinese. Quindi... E si sta avverando purtroppo quello che ha detto Luigi: se giochiamo indietro questi qua ci raggiungono, Luigi. E Gilardino la bestia nera dell'Udinese. Sì. Di più. Ma non da oggi, sì, sempre. Poi permettere a Gilardino di ricevere palle in area è pericolosissimo, certo. se non suicida. C'è un telefono che squilla da qualche parte. Hai spento il telefono, Sara? Certo che sì. Va bene, vediamo se riusciamo a darvi i finali della Serie D, se abbiamo... Intanto vediamo quelli che sono i nostri ultimi parziali, che dovrebbero essere anche i finali. Guarda, sono quasi tutte terminate, tranne Montebelluna Tamai, che era ancora verde. Vediamo adesso se si aggiorna. No, ancora verde Montebelluna Tamai. E allora l'unica. Ricapitoliamo. Finisce più. Draw Vittorio Falmec 2-2, Este Fersina Perginese 1-1, Fincantieri Monfalcone Triestina 2-2, a Montebelluna in questo momento Tamai in vantaggio 2-1 su Montebelluna, Sacilese Giorgione 1-0, San Vitese Belluno 3-2, Unione Ripa Mezzo Corona 3-0 e San Paolo Padova Pordenone 2-0. Prego Gemma. 2-1, scusate. Povero Pordenone. Sì. E a proposito, visto che siamo in finale, appunto, hai parlato della Sacilese, abbiamo in collegamento Pierantonio Stella. Allora, Pierantonio Stella, la Sacilese continua in questo filotto di vittorie incredibile, si piazza in questo momento sola al terzo posto, scavalcando il Belluno. Siete a 42 punti, è un bellissimo risultato. Beh, Giovanni, hai già detto tu tutto, e la gioia per questa vittoria, la prima interna del 2014, la seconda consecutiva, e anche se chiaramente non è bello gioire delle disgrazie altrui, però in un'ottica terzo posto sicuramente felicità anche per la sconfitta del Belluno a San Vito, che ha permesso in questo momento, ripeto, alla Sacilese di scavalcare il Bellunese e di trovarsi da soli al terzo posto, proprio alla vigilia oltretutto dello scontro diretto che è in programma domenica prossima a Belluno. Benissimo. Molto sintetico e molto veloce come piace a noi, grazie Pierantonio, ci sentiamo domenica prossima e naturalmente saluta come al solito tutta la bellissima società della Sacilese e tutti i tuoi tifosi. Grazie Pierantonio. Grazie a te e a voi. Grazie, e allora mancano pochi minuti alla fine, anzi siamo già nel recupero. Entra di Natale? Entra di Natale, gli ultimi minuti. Cambia un po' strani quelli di Midolini. Mancano 3 minuti di tempo regolamentare, 2 minuti di tempo regolamentare più 2 minuti di recupero a Genova. Di Natale messo in campo a pochi minuti alla fine, è una tattica per perdere tempo. L'avvocato magari Guidolin ritiene che è un colpo di maestro. Un colpo di maestro può sempre succedere, ma sì, è un cambio. C'è da dire che Muriel ha dato tutto oggi, ha messo sempre in difficoltà, in apprensione la difesa avversaria. Certo, era già da una ventina di minuti che tirava il fiato, quindi forse sarebbe stato meglio cambiarlo prima. Però evidentemente può essere anche che Di Natale abbia speso tantissimo martedì, ricordiamoci che martedì l'Udinese ha giocato a Firenze, quindi avrei azzardato Nico Lopez mezz'ora fa, questo sì, però dopodiché.
2-0 e 3-1, ha buttato via una vittoria. Grande uscita di scuffetta, buona spicca, all'altezza del dischetto del rigore. Dimmi Gemma. Il Fontanafredda ha pareggiato, quindi siamo ISM Gradisca Fontanafredda 2-2. Benissimo, il Fontanafredda dunque non perde il passo. Io invito appunto dalla regia di cercare di tenerci aggiornati anche sugli altri risultati, di confermarci in questo momento. Ci risulta Sannese Tormezzocarni a 0-1, Gemonese Chions, vi ricordo, è stata rinviata, ISM Gradisca Fontanafredda 2-2, Crasare Peng San Daniele 0-0, Lumignacco Virtus Corno 1-0, Manzanese Muggia, Rivignano San Luigi e 13° Ciarlis Muzzane 0-0. Io ti confermo Montebelluna Tamai 1-2, è terminata. Benissimo, è terminata anche questa. E allora parliamo di questi 25 anni di carriera di Fabrizio Martinis. Raccontaci come si fa a stare seduti per 25 anni su una macchina da rally che non è comodissima. Vabbè no, 25 anni ne è passata di tutti i colori, credo. Tanta passione, perché anche è uno sport, a parte fisicamente difficile, ne parlavamo fuori onda, ma anche economicamente non facile correre in rally. Specialmente in questo periodo adesso di crisi, e difatti dimostra anche il fatto che stiamo correndo molto meno, che di solito facevamo in circa 10 gare all'anno, quest'anno ne abbiamo già fatta una, però... Attenzione, si è allargato. Ah là là, grande uscita di Perin sui piedi di Pereira. Scusaci, sai, ma seguiamo la... Prego. E quest'anno abbiamo fatta una, per dire, perché una gara era qui in regione, ci faceva piacere farla a Palmanova, ma se no il programma comincerà già molto dopo la metà dell'anno. E solo tanto impegno, tanta buona volontà, utilizzare le amicizie in modo corretto, le conoscenze in modo corretto e investire su se stessi per la passione che abbiamo. Ma l'appoggio che avete voi è solamente delle aziende private che vi sponsorizzano? Oltre a mettere voi fondi personali, immagino. Tutti annuiscono alla tua sinistra. Un tasto doloroso. Tasto doloroso? Purtroppo sì, perché non troviamo nessun riscontro, specialmente dalle grosse aziende che magari sono impegnate in altri sport, impegnate ad esempio nel calcio, vediamo grosse aziende che sponsorizzano, mentre nei rally, a parte qualche casa madre che in questi ultimi anni è riuscita a ritornare in auge, ma se no nel nostro piccolo, nei campionati italiani così, non siamo quasi totalmente autonomi, a parte qualcuno che è ufficiale, ma se no il resto sono tutti dei privati. Quindi grande passione personale, oltre che appunto reperimento di fondi, anche penso da non professionisti lavorare, poi comunque tenersi atleticamente in forma, perché atleticamente però noi Monica, scusami, hai fatto una faccia particolare. Si gioca molto d'esperienza. No, ma la caratteristica dei piloti, no? Sono proprio filiformi, sono fuscelli, sono giunchi. C'è un po' di ironia, un pelino. Sì, no. Noi ci piace mangiare, ci piace bere. Vai in Toscana, come fai a non bere o mangiare? Assolutamente. Esempio, beh sì. Sono fondamentali trasferte enogastronomiche. Chiaro, su questo non c'è dubbio. Lo fanno nel rugby, lo fanno nel calcio, gli amici della Serie D. Il famoso terzo tempo. Il famoso terzo tempo, no? Ecco, noi abbiamo la terza tappa che è disastrosa. Poi la terza tappa è disastrosa quella. Ho capito. La terza tappa perché la terza tappa? Cioè diciamo la terza speciale ci si ferma. No, generalmente le gare di campionato italiano sono divise in 2 tappe. Ah, ecco. La terza è quella dedicata alla festa. È il chiosco. È bellissimo. È il chiosco. Ma dopo la terza tappa voi avete tipo un lascia passare per l'etilometro o vi fermano? No, meglio. No, tocca guidare sempre al solito. Sempre tu? Cioè tu? Di solito sono le donne a stemmia, invece tu? No, io magari... Tu verresti ma non puoi. Quindi. Magari bevo, ma aspetto di smaltire, diciamo. Io ho una gran fortuna che quando sono nelle gare sono sempre seguito, oltre che da lei come navigatrice. Abbiamo una fans che praticamente ci segue ogni passo che facciamo e non beve un filo di acqua. Benissimo. Quindi lei ci porta sempre... Se per cortesia me la fate conoscere per i miei aperitivi, così dopo mi porta a casa lei, Porta a casa anche il che non Giovanni. sarebbe sbagliato. E invece a voi in bicicletta non fanno l'etilometro, a meno che... o no? No. Magari fanno altri test. Fanno altri test. Allora, vediamo qualche foto anche di Anastasia che abbiamo preparato. Eccola, guarda che bella. Dov'è di qui? Sul Mataiur. Sul Mataiur. Sul Mataiur che è durissimo. Sì. No. Ah no. Beh, insomma, già a piedi. No, è difficile andare su in macchina sul Mataiur, figurati in bicicletta, no?
Qua invece so dove sei, qua è Codroipo. Esatto. Non ho mai capito cosa c'entra quella mucca. Nessuno l'ha mai capito, per quello ho messo, perché vediamo che qua si cambiano le ruote da soli loro. Qua Finita a Genova. Casera Razzo. Casera Razzo, quindi siamo sempre sulle zone del Friuli, diciamo. Val Pesarina, per scendere in Val Pesarina. Era la Carnia Classic. Ecco, qua dove siamo? Non ti ricordi? Tra Cime di Lavaredo. Che è bello, che bei posti. Anche quella non si scherza. No. Quindi a te piace molto andare proprio in salita a sto punto? Sì, d'estate. D'estate in salita? Si suda, si fa fatica, però si andando in soddisfazione. Decisamente, esatto, è quello lo scopo di tutto ciò. E tu partecipi Passo Giau, esatto. E tu partecipi sempre a queste corse, diciamo così, sempre. Amatoriali. Sempre quando c'è la possibilità, sia economica che di tempo, diciamo. Perché queste gare costano. La trasferta, l'iscrizione è tutto. Diciamo. Ma la bici ogni quanto la devi cambiare? Non è che O c'è è la un stessa tot, no, io adesso ce l'ho da 2 anni questa, prima un'altra per 1 anno e mezzo, così, ma non è che c'è un tot. Okay. Quando economicamente puoi, magari metti da Anche parte i soldi. anche perché credo che le che bici di quei livelli lì costano tanto, vero Anastasia? Sì. Quanto viene più o meno la bici con cui corri tu, comunque le bici quelle serie? La mia viene sui 3.500 euro. Alla faccia. È un medio economico, diciamo. Il tuo, e normalmente... non è il top. No, non è il top. E il top, ad esempio, della tua categoria, quella amatoriale, quanto sarebbe, diciamo? 7.000 euro solo per una bicicletta. Ecco. E poi pezzi di ricambio e altro, non oso immaginare cosa costino se la bici costa così. Detto tutto. È detto tutto, esatto. Quindi 10.000 chilometri che sono il tuo allenamento annuale o solo con questo? No, quest'anno ne ho fatti 18.000. 18.000? Sì, ma perché ho tanto tempo libero, allora ne approfitto per fare quello che più mi piace e mi rende felice. Certo, ma ad esempio in queste belle giornatine che stiamo vivendo, tu comunque ti vai ad allenare? Ogni tanto capita. Anche sotto queste acquazzoni? Sì, ogni tanto. Però d'altronde bisogna abituarsi a tutto. Cioè. Sì, assolutamente. Ma ad esempio, visto che sono corse amatoriali, queste a cui tu partecipi, a prescindere si fanno oppure se ci sono brutti tempi o temporali non le fanno? Praticamente il 99% da quello che so io vengono fatte lo stesso. Certo. Poi magari sta al ciclista a scegliere se parteciparvi o meno. Diventa pericoloso, almeno io... No, non tu preferisci il caldo, il sole dell'estate? Sì, poi perché diventa pericoloso. In discesa, il bagnato. Più che in salita diventa pericoloso in alla discesa. Alla mia pelle ci tengo, quindi. Sì, anche perché quelle discese di quei passi lì non sono. Sì, no, è appunto. A proposito di strade, poi non è che ci siano mai strade. No? Fatte basta un sassolino. Esatto, sì. o le buche che oramai si trovano anche in centro nelle nostre città. Prego Gemma. È arrivato un messaggio per Pamela, complimenti per il suo fascino a Pamela Bonesso, ma che non si firmano mai però. Né i suoi né quelli di Sara, voglio dire, firmatevi così li salutiamo. E poi volevo darti i finali per quanto riguarda l'eccellenza. Allora, Azzanese Tolmezzo Carni a 0-3, Gemonese Chions abbiamo detto che è stata rinviata, ISM Gradisca Fontana Fredda 2-2, Crastre Pen San Daniele 1-0, Lumignacco Virtus Corno 3-0, Manzanese Muggia 1-0, Rivignano San Luigi 0-0 e 13° Cerlins Muzzane 1-1. Benissimo, dunque questi sono i risultati dell'eccellenza, quindi San Daniele cade sul Carso col Crasare Pen, il Crasare Pen avendo vinto col San Daniele 2-2 allunga in classifica rispetto al San Daniele, quindi gli ruba 3 punti per una classifica che vede in testa Crasare Pen a 46 e il Fontana Fredda che si distanzia a 43, mentre il San Daniele rimane a 32, l'Azzanese perdendo in casa ben 3-0 col Tolmezzo Cagna rimane a 31, anche il Virtus Corno ha perso con l'Umigliaco, quindi rimane a 31, il 13° raggiunge appunto Azzanese e Virtus Corno a 31, sale di brutto l'Umigliaco che va a 29 punti e raggiunge la Gemonese che però ricordiamo non avendo giocato deve recuperare questa partita rinviata appunto a Gemona per quanto riguarda l'eccellenza. 21esima giornata di eccellenza Friuli Venezia Giulia. Voglio anche ricordarvi che tutti questi risultati, queste classifiche saranno questa sera all'interno di Sport Nord-Est su Teleporderone e su Video Regione a partire dalle ore 19. Io vorrei fare prima di tutto il riepilogo anche della Serie D, dandovi anche le prime posizioni della classifica. Ricordiamo che si giocava tra ieri e oggi la
23esima giornata appunto di Serie D, ieri giocata in anticipo Marano Trissino Valdagno 2-0, quest'oggi Dro Vittorio Falmghe 2-2, Este Fersina Perginese 1-1, Fincantieri Monfalcone Triestina 2-2, a Montebelluna Tamai Montebelluna 2-1, Sacilese Giorgione 1-0, San Vitese Belluno 3-2, Unione Ripa La Fenadora Mezzocorona 3-0 ed infine San Paolo Padova Pordenone 2-1 che vede in questa 23esima giornata, vede in testa il Marano a 62 punti, il Pordenone a 57, la Sacilese a 43, il Belluno a 41, l'Este va a 38, Montebelluna e la Fenadora a 30, a 29 Triestina e Giorgione per le prime posizioni. In coda la San Vitese va a 25 punti, il Tamai, pensate, con una vittoria raggiunge direttamente Fincantieri Monfalcone a 22, Mezzocorona con il Dro a 20 e la Fersina Perginese oramai è là a 12 punti. Vabbè, poverina. Ciao, grazie, arrivederci. Risultati della Serie A con Pamela Bonesso. Atalanta-Parma 0-4, Cagliari-Livorno 1-2, Genoa-Udinese 3-3, Juventus-Chievo 3-1 e Sassuolo-Napoli 0-2. Bene, non abbiamo capito che lavoro dovrà ancora fare la Pamela. Come no, deve restare qui con noi. No, ma io dico che mi divido tra voi e il muratore, dai. Ti piace proprio questa cosa del muratore? Sì, mi appassiona. Finale intanto a Cagliari. Per fare delle ristrutturazioni qui in studio, se no? Pensavo a te. Finale a Cagliari, quindi. Comunque ricordiamo Livorno batte Cagliari 2-1. Gemma. Si muove parecchio. Nessuno la richiede come badante? Chi? Pamela. Sarebbe il mio lavoro perché studio per quello. Vedi, guarda. Pratica. E ci avrei scommesso, cioè voglio dire, non è che bisogna avere per forza una certa età per avere una badante, Ma no? infatti. E quindi no, il consiglio per GP. No. Ma infatti mi guarda penso perplesso. Ti do l'indirizzo di Io Gemma. penso che lei sia qui anche per questo. O no? Per fare tirocinio un pochino. Ah, pensavo per fare da badante a Io lui. mi avessero mandato a San Daniele in tirocinio, invece mi ha mandato. Invece ti ha mandato da Giovanni. Devo vedere con la scuola sta storia. Allora, la nostra ciclista bionda è gettonatissima. Si chiama Anastasia, non ciclista. Sì, cioè, dopo 3 ore non sai ancora che si chiama sai Anastasia. perché? Perché il messaggio dice: un saluto alla ciclista di lunga distanza. Di lunga distanza. Smack. Non Bacione. si firma. E allora? Nessuno si firma, sono tutti così questi che scrivono. Comunque se vuoi dopo ti diamo tutti i numeri di telefono, non penso che siano donne, Sì, sicuramente. Non si può mai in dire. questo periodo appunto non si può mai dire. Non si può mai dire. Finiti i messaggi? Finiti e con Eddie non c'è verso di collegarsi perché secondo me è caduto un ponte. No, beh, a Genova al Ferrari possono sì. esserci grossi problemi. E allora, negli ultimi minuti, commento veloce sull'Udinese di Luigi Bigotto. Ma ho detto che sul 2-0 doveva tenere la partita, sul 3-1 ancora un'altra occasione per tenere la partita. In effetti ha buttato all'aria una vittoria netta. Anche se ha giocato anche molto bene il primo tempo l'Udinese rispetto al secondo. Soprattutto il primo. Sì, Gilardino già oggi era sul giornale la bestia nera dell'Udinese e ne ha segnate 2 gol. Adesso non so la prossima partita dove gioca l'Udinese. È in casa dell'Atalanta. In casa con l'Atalanta. Sì. Comunque dovrebbe avere un calendario abbastanza facile, no? Per alle tirarsi partite, un po' fuori da quelle posizioni in cui col giocatore che ha deve saltare fuori l'Udinese, assolutamente. Oggi forse Guidolin doveva fare i cambi molto tempo prima perché avevano dato tutto quei 2-3 giocatori, almeno 2 li doveva cambiare. Certo. E lì è successo perdere una palla a centrocampo stupidamente e viene fuori il gol. Più o meno come ha fatto il 2-0 comunque l'Udinese il primo tempo. Avvocato, velocemente il tuo commento. Da una vittoria spumeggianti si è passati a un buon punto perché comunque quest'anno sarà difficile portare a casa punti da Genova perché con quella curva, con quella spinta dei tifosi, anche se non è una squadra che gioca benissimo, però poi trova sempre la via del gol, ha degli attaccanti forti, quindi io lo vedo come un punto guadagnato. Certo, poteva essere una vittoria, potevano essere 3 punti. Contento della prestazione, contentissimo fino al rigore, dopodiché l'Udinese si è spenta e da lì è partito il Genoa, quindi io penso che il pareggio sia un pareggio giusto. Quindi, però il problema è che dietro hanno iniziato a correre, ha vinto il Livorno fuori casa e ha vinto
e ha vinto il Catania questa mattina, attenzione, quindi bisogna iniziare a fare punti, arrivare alla quota dei 41-42 punti per stare tranquilli. Però l'Udinese, se fa queste prestazioni come nel primo tempo, non ha problemi a salvarsi, ecco. Benissimo. Noi siamo in chiusura, Omar, saluta la tua maniera questa sera, dai. Sì. Allora, vi salutiamo dallo studio di Udine, vi auguriamo a tutti voi gentili telespettatori un buon proseguimento di giornata con i programmi della nostra rete televisiva e ringrazio tutti i nostri ospiti per averci ammagliato e affascinato con la loro presenza qui dallo studio dell'altra domenica, lo Sport Triveneto in poltrona. Sei migliore, Noi Omar. siamo triveneti ma siamo internazionali e gli altri ci seguono. Quindi saluta l'internazionale Mandi Frus. Prego. Sì, al volo gli ultimi saluti. Allora, uno dice Pamela, la tartaruga la possiamo rivedere e poi un telespettatore. Adesso facciamo anche in due. Allora, Massimo Zanier dice che manda un caro saluto a te GP e Massimo suo cugino- Zanier, grazie Massimo. mi ha detto lui così, e poi Fabrizio Martinez lo saluta, ha detto di stare seduto più composto. Riprendono anche gli ospiti. Ma sì, vai. Ci tagliano la testa. Ci tagliano, allora, salutiamo. ci vediamo Ciao. domenica prossima alle 14. Grazie a tutti gli ospiti. Grazie. Guarda che ci vediamo anche dopo. Va bene, ciao. Grazie. Passa prima da In Outlet, spazio aziendale elettrodomestici grandi marchi. In Outlet Friuli, a Pradamano dietro al Bennett, a Roveredo in Piano dietro a Bartolini. La più bella moda uomo, il total look unico in perfetto stile italiano. Paolo Miotto, stile italiano, via 25 aprile 1, in centro ad Azzano Decimo.